Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3. Dunque molte cose sulle quali confrontarci anche questa mattina. I giornali titolano con la grande preoccupazione per l'allarme di alcune categorie del commercio e dell'impresa nel nostro paese, quel dato 1 milione di posti di lavoro a rischio che ritorna dopo settimane, lo ricorderete. Questa mattina ha parlato Giuseppe Conte, il Premier impegnato negli Stati Generali, prima alla Camera e tra pochi istanti parlerà al Senato. C'è uno scontro anche sulle parole, dal patto delle ciliegie, la polemica per Salvini che mangia le ciliegie mentre il governatore Zaia parla dei bimbi che hanno perso la vita, i bimbi malati nell'appuntamento dell'altra sera, ma ho legato a questo anche il fronte dell'autonomia che farebbe arrabbiare Fratelli d'Italia, soprattutto a livello nazionale, mentre qui, sapete, hanno sostenuto convintamente, hanno sostenuto il referendum e ora se la Lega pone questo come primo punto per la ricandidatura e la coalizione agita un po' le acque. Prima di presentarvi gli ospiti ci colleghiamo subito con Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto perché Daniela, è il primo giorno degli esami di maturità, 500.000 ragazzi, tu sei davanti, credo, dove? Al Canova, Daniela? Sì, buongiorno telespettatori, buongiorno Ferdinando. Mi trovo davanti al liceo Canova a Treviso, dove questa mattina 8:30 in punto hanno iniziato ad arrivare i primi studenti, ovviamente preoccupazione e emozione per un esame che insomma è stato definito un esame storico, un'ora solo esame orale, un'ora dove si definisce insomma tutta un po' l'iter, il percorso dello studente di questi 5 anni. Sono 7.500 gli studenti che affronteranno la maturità qui nella provincia di Treviso e ho una studentessa che sta uscendo. Se Nicoletta mi segue, vediamo se riusciamo, dovrebbe aver finito. Ciao, come ti chiami? Veronica. Hai appena finito? Appena adesso. Com'è andata intanto? No, bene, è andata bene, sono molto soddisfatta. Ecco, difficile rispetto a come pensavi, com'era? No, è come i professori l'avevano anticipato, quindi sono stati buoni, devo dire. Sì, poteva andare molto peggio. Senti, una prova sicuramente storica, non avete fatto gli iscritti, secondo te è andata meglio così, insomma dopo mesi in cui non siete tornati a scuola, è la prima volta che rivedi anche i tuoi insegnanti? Sì, sicuramente il fatto che non abbiamo fatto gli iscritti ha aiutato perché ci sono venuti molto incontro in questo, anche se hanno cercato in qualche modo di sostituirli con gli elaborati di indirizzo. E sì, è stato strano, ma è stato anche bello, è un bel modo per chiudere dopo questa emergenza sanitaria. Hai terminato questo percorso, come ti senti? Liberissima, proprio libera, adesso non vedo l'ora che inizi la mia estate. Il papà, vedo il papà. Lei ha seguito l'esame di sua figlia? Sì, l'ho seguito, ero in aula, sì. Che effetto le ha fatto? Intanto vedere sua figlia, ma soprattutto rivederla in aula dopo tutti questi mesi a casa? Beh, comunque è la fine di un percorso e il fatto che mi pare di aver capito che venga dato molto più peso a quello che è tutto il percorso scolastico in questo esame rispetto agli esami, quelli del passato, mi sembra comunque una buona cosa, ecco, che è una cosa da pensare se perpetuarla anche per il futuro. Ecco, dicevano insomma gli insegnanti dovrebbero aiutare in questo momento gli studenti insomma al termine di questo percorso con un esame che sicuramente è diverso. Sì, è diverso sicuramente, è diverso perché non ci sono delle prove che sono specifiche che potrebbero rappresentare così, avere degli incidenti di percorso, no? In questo caso tutto quanto l'esame così è stato su tutto quanto il percorso scolastico, insomma, quindi questa mi sembra una valutazione diversa ma positiva. Grazie. Dunque, come sapete entrano ovviamente una alla volta, un'ora di esame d'orale, poi c'è un quarto d'ora in cui vengono sanificate tutte le aule, tutte le zone dove è stato lo studente e abbiamo sentito insomma entrano con la mascherina ma possono fare l'esame senza mascherina e poi la rimettono solo Daniela, al termine. Qui Liceo Canova stanno continuando ad entrare. Sì. ci rivediamo allora tra poco perché ti sposterai, credo di aver capito, no? Almeno andremo a seguire un altro liceo? Sì,
Sì, certo, vado in un'altra scuola per vedere come si sta svolgendo l'esame in un'altra scuola. Va bene, grazie davvero Daniela Sizzia, Nicoletta Rizzetto, saluto e ringrazio i nostri ospiti, cominciamo, poi parleremo anche del fronte economico tra poco con l'ex viceministro Enrico Zanetti e l'imprenditore Giordano Riello. Qui con noi Simone Scarabel, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Scarabel. Buongiorno a tutti e un grandissimo in bocca al lupo agli studenti. Ecco, se la ricorda la sua maturità? Sì, me la ricordo e tra un po' di anni mi toccherà farla da genitore, visto che ho 2 bambini e sì. Anche se adesso sono molto piccoli, però sentendo quel papà che accompagnava sua figlia mi sono immaginato nella situazione tra una qualche tempo. quindicina d'anni. Allora, ci sono collegati con noi anche Giacomo Possamai del Partito Democratico e Filippo Lazzarin, buongiorno Possamai, uno dei dirigenti della Lega del Veneto e sindaco di Arzergrande. Filippo Lazzarin, ha ragione, mi dicono, allora forse è partita la seduta del Senato e quindi ho l'audio aperto, chiedo scusa Scarabel, ma vi posso far vedere anche questo flash, la Presidente Casellati, perché sta per cominciare a parlare il Premier, Presidente del Consiglio dei Ministri, esatto, il Premier Giuseppe Conte. Allora vediamo se riusciamo a sentire magari anche una parte iniziale di questo intervento, ma tra pochissimo. Lazzarin, sindaco, torno da lei. Allora, che succede nella Lega? Qui si litiga dalle ciliegie, vi attaccano al tema dell'autonomia. Fratelli d'Italia a Roma soprattutto non prende bene il fatto che mettiate questo tema come primo per la coalizione. Poi sentiamo Possamai anche su questo. Cosa dice? Ma sul tema delle ciliegie mi fa sorridere perché davvero innanzitutto era un omaggio anche ai coltivatori, quindi in un momento anche separato dalla delicatezza poi delle parole del governatore. Sul fatto che Fratelli d'Italia se la prenda mi dispiace, però noi dobbiamo portare rispetto a quei 2 milioni di veneti che ci hanno messo nero su bianco la loro volontà, quindi è una questione più che altro democratica, quella di rispettare le decisioni altrui, e poi una volontà insomma sempre manifestata dalla Lega e dalla Liga, che insomma rappresento per la provincia di Padova, importante. Non sono paletti ma sono patti chiari, amicizia lunga, come diceva. Però sindaco, sa cosa sembra? Diciamo, quel classico percorso che poi è sempre fatto un po' di tensioni, dichiarazioni forti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, insomma, no? negli equilibri. Però quel percorso che sembra poi portare, no, a dire, allora a questo punto davvero dobbiamo andare da soli. Però no, nella candidatura, non in coalizione. Contano in tutto, contano i numeri, lo vediamo adesso purtroppo a noi al governo, dove nonostante i numeri siano particolarmente vari, ci sono gli accordi. Qui stiamo parlando dell'articolo 1 della caposaldo, e quando, ripeto, si deve dare ascolto, rispondere a delle richieste di popolo, non è né una minaccia né un ricatto né un tenere scacco a nessuno, è far presente una necessità, ecco, un punto di programma, e se l'alleato, insomma, se una coppia vuole andare d'accordo, accetta anche, insomma, altrimenti se già al primo input ci viene risposto di no, ci sembra di tornare all'estate scorsa, quando era sempre un no da parte di qualcun altro. Allora aspetti, sentiamo un flash Conte, pochi secondi, e poi andiamo da Filippo Fois a Marghera. Sentiamo il Premier Conte in aula al Senato. Importante per finanziare il rilancio del Paese, ed è evidente che questo obiettivo ambizioso necessita di una collaborazione e una condivisione di tutti. Il nostro Paese, ed è questo il nostro obiettivo, deve tornare a credere in se stesso, a condividere obiettivi ambiziosi comuni, al di là delle divisioni politiche. Ma torniamo all'oggetto specifico di questa informativa. La prossima riunione del Consiglio europeo si terrà ancora, dicevo, in modalità telematica, dovrà aprire la strada a un accordo di qualità sui nuovi strumenti di supporto alla ripresa economica europea e sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. Perché il Consiglio possa pronunciarsi con un voto e con una decisione finale?
manca ancora un elemento essenziale: la proposta formale di un nuovo quadro finanziario pluriennale da parte del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Vabbè, allora così il Premier, poi torneremo, tanto conoscendolo parla per un periodo piuttosto lungo. Filippo, davvero in velocità, anche perché poi vi dovete posizionare per la conferenza stampa del governatore Zaia, quali sono secondo te i temi da affrontare con lui oggi, considerato un po' anche quello che citavamo in apertura? Ma i temi, comunque, voi avete sentito anche dalle ultime dichiarazioni del Presidente Zaia, sono ancora in modalità coronavirus, ha detto, anche sulle polemiche che in questo momento stanno animando il mondo politico. Generalmente il Presidente preferisce non prenderci parte, perché stiamo entrando in una fase di progressiva ripresa di quella che era la normalità, sempre tenendo ben alta la guardia sulla curva dei contagi, e da questo punto di vista, ed è sempre un leitmotiv che viene ripetuto durante questi punti stampa, non si può abbassare la guardia. Ci sono notizie che arrivano generalmente da altre parti del mondo più che dall'Italia, che consigliano di mantenere la prudenza sul dichiarare finita l'emergenza coronavirus, e poi c'è comunque tutta una partita molto pratica che va al di là di quello che è il dibattito politico, che riguarda proprio la ripresa dell'economia e tutte le difficoltà che sono legate a questa ripresa, compresi anche gli aiuti e il percorso che il Veneto intende intraprendere di concerto con il governo nazionale e con quelli che saranno i provvedimenti dell'Unione Europea. Proprio oggi al governatore Zaia è stata consegnata, credo, una lettera che è stata sottoscritta da diversi presidenti di associazioni di categorie economiche, i quali chiedono che il Veneto si faccia sentire a gran voce sui processi di riorganizzazione della ripresa economica che si stanno decidendo a livello nazionale. Sono tutti temi molto concreti che tengono banco nell'unità di crisi della protezione civile, in cui, diciamo, alle polemiche politiche si preferisce un dibattito su temi veramente molto concreti, che poi alla fine probabilmente sono anche quelli che interessano di più i cittadini, che seguono anche le nostre dirette e che si aspettano delle risposte in una situazione che economicamente continua a rimanere molto difficile, dobbiamo dirlo. Non mancano segnali di ottimismo della ripresa economica, ma i problemi sul tavolo sono veramente ancora tanti. Va bene Filippo, poi ovviamente proviamo a aspettare, a capire se il governatore interviene, glielo chiediamo sul fronte del voto, torniamo a capire appunto se la Lega sta tracciando uno scenario per una candidatura in solitaria o in coalizione con Forza Italia, Fratelli e altri. Filippo, ci vediamo tra poco dunque, grazie davvero. Certo. Grazie, buon lavoro Filippo Fois. Allora, Giacomo Possamai, la saluto ancora, volevo dirle quello che citava in effetti poco fa anche il nostro Filippo Fois da Marghera, questa lettera di 11 categorie economiche, il sistema camerale regionale del Veneto, che hanno scritto a Zaia dicendo di fatto che c'è una inadeguatezza delle risposte del governo a una crisi economica che sta mettendo in ginocchio il sistema e la necessità di ascoltare le richieste del sistema delle imprese del Veneto che contribuiscono in modo determinante al PIL italiano. Cosa dice Possamai? Dico che tanto buongiorno, e con ogni evidenza siamo entrati nella fase in cui dopo l'emergenza è il tempo della ripartenza, della ricostruzione. Può essere che le misure del governo ad oggi siano insufficienti, nel senso che dobbiamo ancora in realtà vederle in campo, sappiamo quante sono le cifre stanziate sulla carta, ma non ne abbiamo ancora assolutamente viste né messe a terra né all'opera, e che spero, credo, immagino che il governo abbia tutta l'intenzione, al di là degli stati generali di questi giorni a Roma, di ascoltare le categorie economiche, anche perché una cosa che si continua a sottovalutare è che il vero momento difficile sarà settembre, perché oggi abbiamo ancora il blocco dei licenziamenti, adesso è stato prorogato di altre 4 settimane, ci sono alcuni aiuti che stanno tenendo in piedi alcune realtà, però la resa dei conti arriva e arriverà purtroppo probabilmente dopo l'estate, quindi per molti settori, in realtà per il turismo ovviamente rischia di arrivare anche prima. Però ecco, questo è il punto, cioè avere gli occhi sui prossimi mesi, perché la vera botta, i veri problemi, il dramma economico e sociale che si prefigura in realtà non lo vediamo ancora in tutta la sua forza, in tutta la sua chiarezza. Scarabel, quindi cos'è? Sono le imprese del Veneto che dicono questo governo
Non va bene? Cosa dicono? Non agisce come dovrebbe? No, ma è sempre il solito giochino, fare la voce grossa in Veneto, poi quando vanno a Roma invece i toni sono completamente diversi. È un giochino che fanno non da questo governo, ma anche prima. Però con questo governo sicuramente, magari siccome c'è la nostra presenza, si sentono in diritto e in dovere di dire appunto che il governo è inadeguato e tutte queste cose qua. Poi quando arrivano i miliardi invece va bene, come se non fosse successo niente. Io credo che se Conte volesse fare di testa propria non avrebbe assolutamente convocato gli stati generali dell'economia, non della qualsiasi, ma focalizzati appunto nel raccogliere le proposte che giustamente le categorie economiche che sono in diretto contatto, parte attive in questa materia, possono portare, e insieme costruire un percorso che vada al di là della semplice logica di maggioranza e di convenienza politica, perché se affrontiamo questa crisi con la logica di cosa conviene politicamente non andremo assolutamente lontano. È una cosa devastante, come fosse stata una guerra, e bisogna veramente che ci sia un accordo tra maggioranza e minoranza per fare quello che serve, non quello che porta voti da una parte e dall'altra. Allora, poi tra l'altro, e voglio sentire appunto tutti su questo, c'è oggi l'incontro, sapete, con Bonomi, il presidente di Confindustria Nazionale, insomma, che ha picchiato duro più volte sul governo dicendo che addirittura rischia di fare più danni del Covid. Poi nelle ultime ore come non vi sia stato alcuno studio nemmeno per questa fase, insomma è stato spesso critico con durezza. Lazzarin, sindaco, lei che conosce anche il mondo economico, diciamo, per professione, qua vedo, chiede investimenti in industria 4.0 che sono previsti, subito il taglio dell'IRAP, chiedono gli imprenditori con Bonomi, giù il cuneo fiscale, però chiede che il cuneo fiscale, il costo del lavoro, sia fatto diminuire non per avere più soldi in busta paga per il dipendente, per l'impresa, cioè, quindi che costi di meno all'impresa. Per l'imprenditore? Per l'imprenditore, anche su questo c'è un tema di dibattito. Poi è chiaro, sbloccare le grandi opere, insomma, cosa dice? Poi sentiamo gli altri. Ma, per la vera ripartenza, al di là dell'intervento di Possamai, che è condivisibile, insomma le misure probabilmente sono insufficienti, serve alleggerire al massimo, insomma nella ripresa anche fisica di una parola, serve alleggerire al massimo le strutture, quindi gli imprenditori. Io sono nell'ambito del commercio. Se noi partiamo già chiedendo, già hanno la merce da pagare che non hanno venduto, e se li applichiamo, non li sgraviamo di tasse, e se gli aumentiamo il costo del lavoro, perché poi va da sé che è necessario, per attenersi tutte queste linee guida, aumentare le spese di sanificazioni eccetera. Se noi ingolfiamo le macchine ancora prima di partire, davvero le condanniamo a morte. Quindi davvero lamentarsi, che invece diceva Scaravel, e quando invece va tutto bene si sta zitti, è la funzione, insomma, sia delle parti sindacali da sempre, sia delle associazioni di categoria. Quindi è normale che quando c'è qualcosa che non va bene, uno va dal dottore per farsi visitare, quando invece sta bene uno non va necessariamente dal dottore. Quindi è per dire che quando si fa la voce grossa, governo precedente o governo attuale, e si continua, qualcosa non va, e il comune denominatore da prima ad oggi è il Movimento 5 Stelle. Sì, però non, ho capito, non che gli interventi non siano stati presi, no? Perché il fondo perduto, la cassa integrazione ora prorogate di altri 4 mesi, come ricordava, no? Corretto, infatti Ferdinando, già intervenivo precedentemente in un'altra puntata, dicevo non tanto le misure quanto i tempi sono stati sbagliati. Ovviamente non ho nulla contro Scarabel, ovviamente, ma sui tempi, su parlare di settembre è troppo tardi. Adesso ci sono dei cuscinetti, ci sono delle mezze promesse, qualcuno si era illuso e si sta già accorgendo che sono inefficaci e inefficienti. Quindi parlare già di settembre è tardissimo, e quando è troppo tardi, non c'è più nulla da fare, davvero si rischia di non poter più tornare indietro, trovare saracinesche abbassate, macchine spente. Sto parlando anche dell'industria che ha fondamentalmente necessità di produrre per poi mettere nel mercato del perché commercio. Possamai, poi tra l'altro il Premier dice che insomma questo piano del quale si sta parlando molto in questi giorni, che sarebbe già pronto benché si stia continuando al confronto con molte
determinate categorie, lo presenterà a settembre, ha detto il Premier. No? Diciamo, i soldi arriveranno più avanti, questo è ben chiaro dall'Europa. Però se passiamo, noi pensavamo che non potessimo aspettare manco questi 10 giorni, poi lo presenta a settembre, insomma, cosa dice Possamai? Penso che ci siano due tempi. Uno è il tempo, diciamo così, dell'emergenza e della gestione in cui siamo ancora dentro, nel senso che oggi il tema è evitare che più persone possibili, quindi evitare in ogni modo i licenziamenti ed evitare in ogni modo che ci siano aziende che si ritrovano a chiudere. Ma vediamo se riparte. C'è un problema col collegamento, Giacomo Possamai, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Va bene. Allora, ecco, è salta la connessione? Sì, prego. No, dicevo, non so fino a dove mi avete sentito, ma comunque il concetto è: oggi è il tempo, diciamo così, in cui si sutura una ferita e quindi l'importante è che quella ferita non continui a sanguinare o che sanguini il meno possibile. Il problema qual è? Che ovviamente non basta, perché bisogna che il malato guarisca e che il malato guarisca bene, e per quello serve un piano serio. A me non preoccupa che il piano arrivi a settembre, a patto che quel piano abbia già, diciamo così, un'applicabilità diretta. Faccio un esempio concreto. Di questi famosi 55 miliardi, 25, insomma, nei vari decreti, ci sono, perché quei soldi lì ci sono, hanno trovato le coperture, ma mancano ancora per 3/4 di quelle misure i decreti attuativi, quindi sostanzialmente non è scritto come quei soldi possono essere spesi. Esattamente. Okay. Se il piano di Conte a settembre ha già a fianco i decreti attuativi e ha già le modalità in cui quei soldi saranno spesi, diventa un record nella storia d'Italia, perché entro 2 mesi arrivo a fare un piano veramente, se penso che possano prendere anche solo metà delle cose che ha scritto Colau insieme ai suoi collaboratori, insieme agli altri membri di quel comitato. Se solo metà venisse fatta sarebbe una rivoluzione copernicana in questo paese. Il problema qual è? È passare dalle paginette con le idee ai decreti e poi alla messa a terra sul territorio di questi provvedimenti. Sì, e anche perché il decreto rilancio, l'ultimo, sul fronte del percorso che ha investito 80 miliardi, non lo sappiamo, di 3 manovre di fatto nel nostro paese nell'arco di pochi mesi, solo quello aveva 98 decreti attuativi da scrivere. Allora, prima di sentire Scarabella, chiedo a Toni Esposito, Andrea Basso e regia se ci fanno vedere Lorenzoni, quindi il candidato governatore del centro-sinistra, che declina sul territorio l'idea di Zingaretti. Qual è? È quella legata al voto, quindi vorrei ripartire da questo, sentiamolo. Usciamo da un periodo difficilissimo per il mondo della scuola, ricominciare andando ad avere ancora interruzioni può essere critico, per cui abbiamo suggerito di utilizzare tanti spazi che possono essere disponibili senza interferire con le attività. I palazzetti di proprietà dei comuni, così come si possono coinvolgere le parrocchie, così si possono coinvolgere altri spazi pubblici che possono essere messi a disposizione in sicurezza senza interferire con l'attività scolastica. Questa è la proposta che fa il vice sindaco di Padova e candidato per il centro-sinistra alle prossime regionali, Arturo Lorenzoni. L'emergenza sanitaria ha congelato il mondo della scuola, bloccando la didattica. Continuare a tenere in stallo alunni ed insegnanti non è corretto, sostiene il candidato Lorenzoni. Chiaro che anticipare il voto prima dell'inizio delle scuole sarebbe difficile nella misura in cui ormai siamo già a giugno inoltrato e quindi votare in agosto o i primissimi giorni di settembre vorrebbe dire fare una campagna elettorale veramente complicata quando le persone pensano ad altro, e quindi conciliare, diciamo così, la possibilità di votare regolarmente senza interferire con la scuola credo che sia un segno che richiede la nostra volontà, ma richiede anche un senso di responsabilità e di volontà di arrivare all'obiettivo. Spazi per gestire il voto in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anticontagio ci sono, dice Lorenzoni. Nelle città non mancano. Nei paesi più piccoli si può cercare una sinergia con le parrocchie. È necessario però ci sia la volontà per realizzare questo progetto. Oggi il voto può essere gestito in modo molto più snello rispetto al passato e io credo che sia più difficile nei paesi più piccoli, forse dove ci sono meno strutture a disposizione, ma nelle città indubbiamente sedi adeguate si possono trovare senza difficoltà.
Allora è una proposta di buonsenso questa, cosa dice Scarabel? Cioè, siccome, era una delle critiche dei giorni scorsi, siccome vogliamo votare o si andrà a votare a settembre a scuola già iniziata, no? Presumibilmente, non utilizziamo gli istituti scolastici per i seggi ma facciamo altre strutture. Che dice? È una proposta che può avere senso, ci sono in Veneto quasi ogni scuola diciamo, ha una palestra annessa che potrebbe essere adibita anche per questo, come sono stati allestiti per esempio delle tensostrutture fuori dagli ospedali, si possono tirare su anche fuori dagli istituti, addirittura senza andare a modificare l'indirizzo sulla scheda elettorale, ma credo che quello sia il meno, cioè ristampare le schede elettorali per quei seggi che dovessero avere appunto una modifica dell'ubicazione, credo che sia il minore dei problemi. Solo che si vuole cercare qualsiasi scusa per votare il prima possibile, perché obiettivamente per Zaia più si anticipa il voto, più lui va all'incasso di questa eco mediatica che è riuscito con merito a sfruttare anche durante un periodo così tragico come l'emergenza coronavirus. Sicuramente più che la data io ho cercato di sollecitare anche un discorso che vada sulla modalità del voto, cioè votiamo ancora come nell'Ottocento, con la matita, con la carta, e io speravo che questa emergenza, questa spinta verso il digitale potesse portare anche in questo caso una ipotesi alternativa di votare anche comodamente da casa con uno smartphone. Ognuno di noi fa bonifici per migliaia di euro con un telefono in tutta sicurezza, non si capisce. Cioè il voto digitale, quindi sì, come alternativa, certo. Non come, cioè, l'elettore sceglie se votare da casa in sicurezza con lo smartphone oppure recarsi al seggio, cioè in piena libertà. In altri paesi d'Europa lo fanno da decenni, in Italia ancora si fatica ad adottare questa proposta. Questo, Sindaco, non è sbagliato come idea, credo, no? Però che dice anche dei seggi alternativi, le tende, le palestre, invece di interrompere la scuola che già è stata ferma per mesi? Non lo dice Filippo Lazzarin, dirigente della Lega, ma lo dice Filippo Lazzarin, sindaco di un comune medio-piccolo dove con un operaio mi sembra improbabile. Cioè la soluzione ideale è anticipare, non dico di un mese, stiamo parlando di un paio di settimane almeno, ma spostare, perché insomma un minimo di attrezzatura, sappiamo, dalle cabine ai banchi eccetera, tutto, e allestirlo all'interno di palestre provvisoriamente assolutamente no, quando basterebbe davvero anticipare. E poi anche i presidenti di seggio e gli stessi scrutatori sono già in un ambiente conosciuto e quindi più o meno abituati. Davvero mi viene da dire che un paio di settimane non ci spaventa assolutamente, diceva Lorenzoni, fare campagna ad agosto, non vogliamo prendere troppo tempo perché altrimenti dicono seguono la scia dell'effetto mediatico attuale, ma stiamo parlando ragionevolmente quando le scuole sono chiuse. Vogliamo ottimizzare i costi? Igienizziamo le scuole la settimana prima dell'inizio delle elezioni per andare al voto all'interno delle scuole e poi lasciamole igienizzate per la riapertura delle scuole. Quindi dal punto di vista del voto digitale mi trova ampiamente d'accordo Scarabel, solo che i bonifici anche lì, leggevo qualche giorno fa, stiamo parlando del 10-11% delle persone che effettuano bonifici. Noi pensiamo che siano tutti o tanti perché li facciamo noi comodamente ora, però sia i ragazzini che i neodiciottenni che gli anziani non fanno ancora il bonifico con lo smartphone, e quindi andremo a ritagliare una parte. Per vediamo cosa dice Possamai su questo. Sull'ubicazione del voto? Tutte e due, anche sulla rivoluzione digitale, diciamo, per la quale forse arriviamo un po' in ritardo. Ricordo soltanto che la Lombardia di Maroni qualche anno fa, il voto per l'autonomia del 22 ottobre del 2017 lo fece già con l'iPad. Vado a memoria, io ricordo così almeno. Prego, Possamai. Niente, forse il luogo ameno nel quale si trova ha già poca connessione, questo ci dice tanto sul voto digitale, ma prego.
esatto, ho un appuntamento di lavoro nel Basso Vicentino perché mi sono fermato per strada, sono seduto su una panchina. Comunque, a parte questo aneddoto, no, dicevo, bisognerebbe chiederlo ad Al Gore che perse le elezioni con Bush, e una delle questioni fu il famoso voto. È vero, il riconteggio. Niente. Possa mai nulla. Ecco, riprovi, sì. Proviamo? Vada. Riprovo. No, dicevo, bisognerebbe chiedere ad Al Gore, visto che il voto in Florida tanto contestato era un voto elettronico, quindi c'è una questione diversa anche dai bonifici, ed è la questione della sicurezza del voto, che è delicatissima e su cui devo dire molto c'è grande discussione anche nei paesi che lo fanno già, ecco, mettiamola così. Per cui bisogna vedere se si può fare, come si può fare. Di sicuro, ecco, secondo me non si poteva fare in fretta in questi 3 mesi, provando a imbastire un tentativo magari sbilenco di voto. Di voto, e così rapidamente, diciamo, implementare un sistema, credo non sia questo il senso di quanto... Prego, posso mai? No, sul voto elettronico questo, sul fatto di evitare l'utilizzo delle scuole, io penso questo, cioè che se il voto alla fine non può essere prima del 15 settembre perché, e ricordiamolo perché è giusto ricordarlo, sono state soprattutto le opposizioni in Parlamento, quindi in primis la Lega insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia, a chiedere di votare il più tardi possibile. Se non si può votare prima del 15 settembre perché questa è la finestra elettorale, mi sembra vero e assolutamente da esperire, diciamo così, il tentativo di non votare nelle scuole. Cioè se possiamo trovare una soluzione alternativa va cercata in ogni modo, perché dopo 3 mesi abbondanti di chiusura dei plessi scolastici, l'idea che ricominciamo la scuola per una settimana e poi le richiudiamo e poi le riapriamo, sì, oggettivamente sì. Ricordiamo che c'è la questione della sanificazione. Allora, possa mai, tra l'altro poi abbiamo anche la pubblicità e tra poco anche altri ospiti. Se riusciamo a ripristinare il collegamento, niente, volevo chiederle, mi aspettavo almeno una battuta su questo, possa mai. Vediamo se riparte, niente, allora dopo, lo salutiamo, temo che non ci sia modo oggi, quell'area lì è proprio poco coperta. Lazzarin, sindaco, sì. Niente, salutiamo Giacomo Possamai del PD, peccato non riusciamo a ripristinare il collegamento. Sindaco, lei dice che si chiude questa incrinatura, come la possiamo definire, con Fratelli d'Italia? Sì, si chiude. Gli accordi si trovano sempre, insomma, tra persone di buon senso. Noi chiediamo una cosa, insomma, i numeri, ripeto, parlano chiaro. Ma se lei dice i numeri parlano chiaro, vuol dire che allora la Lega deve andare da sola, poi loro vi dicono guardate che noi come Fratelli d'Italia cresciamo. Può essere interpretata in 2 maniere quello che lei dice. Poi ho una domanda che per Scarabelli... Infatti spiegavo brevemente, i numeri parlano chiaro a livello nazionale. Su una coalizione di centrodestra la Lega possiamo dire che ha il diritto di esprimere per primo perlomeno un'idea, una richiesta, la mette sul tavolo di discussione. Ecco, quella magari si discute un po' meno l'aspetto dell'autonomia, ma per quanto riguarda il Veneto, però insomma, se il matrimonio si vuol fare, si fa. Grazie sindaco, grazie a Filippo Lazzarin, sindaco di Arzergrande. Scarabella, allora con chi sta? Con Conte, se diventa leader del Movimento 5 Stelle o fonda il suo movimento, con Di Battista, con Di Maio, con Patuanelli, che in realtà non si dice ma pare sia veramente il futuro leader, qualcuno dice addirittura premier di un rimpasto da settembre. Con chi sta? Ma difficile dirlo così su 2 piedi. E cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle? Ma è una polemica che nasce più che altro sulla stampa, perché fa comodo a diversi soggetti indebolire, diciamo, il Movimento 5 Stelle. Compreso Di Battista? Anche, ma Di Battista è una persona come potrei essere io se fossi cioè nel senso un attivista che sicuramente ha una sua eco mediatica. Cioè enorme. Lei dice Di Battista vale 1. È una voce. Di Battista vale 1, dice.
No, io sono abbastanza convinto che l'idea dell'unico capo politico in questo momento non serva, e quindi sono più propenso ad accettare l'idea che ci possa essere, diciamo, una segreteria, diciamo, allargata, composta da più persone che rispecchi le varie anime, tra cui Di Battista. Secondo me questa per il momento è la scelta migliore. Poi se si dovesse andare al voto, allora lì serve. Devo andare da Daniela Sizia, abbiamo un altro collegamento. Senta, Scarabelle, piace Maduro? Avete preso quei soldi là? Madonna, siamo... che senso ha aver preso, faccio solo questo ragionamento, aver preso dei soldi in maniera illegale e poi dopo, quando siamo andati al voto alle politiche, restituire milionate di euro di soldi? Perché quello è eclatante, perché quello è eclatante, vi differenziava dagli altri, no? Però per fare qualcosa... è una cosa che totalmente non ha senso e che mi auguro venga chiarita nelle sedi competenti. Va bene. Perché proprio non c'entra niente con noi. Va bene, grazie a Simone Scarabelle. Allora andiamo in pubblicità, fra 2 minuti ci colleghiamo con Daniela Sizia, che è già pronta, insieme a Antonio Silvio Calò, che vedo già collegato, e quindi pochissimo torniamo a parlare di maturità e tra poco c'è anche la conferenza del governatore Luca Zaia. Allora, torniamo in diretta a 12:10, tra poco parla Luca Zaia, abbiamo altri ospiti collegati che tra poco vi presento. C'è Matteo Renzi, adesso la replica al Senato, solo qualche secondo, sentiamo lui e andiamo da Daniela Sizia che attende da un po'. E come forse era loro diritto. Oggi affrontano una maturità che li fa sognare, forse per qualcuno è un incubo, è comunque la certezza che quella generazione diventa adulta. Lo ha detto molto bene Paolo Giordano, un importante scrittore. Vabbè, allora adesso sta parlando di maturità, quindi a proposito ci spostiamo da Daniela Sizia che è insieme ad Antonio Silvio Calò. Prego Daniela. Sì, buongiorno di nuovo, buongiorno anche ai telespettatori. Siamo andati intanto a vedere come stava andando la maturità al Duca degli Abruzzi, insomma ovviamente emozione e preoccupazione da parte degli studenti, poi siamo tornati qua dove abbiamo letteralmente intercettato il professor Calò. Professore, rivedere gli studenti dopo tutto questo tempo, che effetto fa? Una gran bella emozione, un'emozione perché comunque gli studenti vedi che c'è quella giusta tensione per l'esame, vedi che c'è anche questa volontà di affrontare, tra virgolette, questo ostacolo nel modo con cui è giusto farlo e quindi anche con la serietà del caso. Non dobbiamo sminuire qualcosa che ormai c'è ed è giusto affrontarlo, ripeto, anche con la voglia, no, di questo confronto e di questa conclusione in ordine a un cammino. Dopo un cammino di ben 5 anni è giusto dare un significato a questa conclusione. L'esame è questo. Ecco, io non so se possiamo far vedere, inquadrare, ci sono dei genitori che sono al lato, Nicoletta se riesce a inquadrarli, con un mazzo di fiori, evidentemente stanno aspettando la figlia o il figlio che escono, che sta per uscire, penso, dall'esame. Professore, anche questo fa parte dell'esame? Certo, la tensione è vissuta da tutta la famiglia, come è giusto che sia, ed è un momento, diciamo così, è la conclusione di qualcosa, ma è già l'inizio di qualcos'altro di importantissimo, perché se esce fuori, ricordiamoci, una delle ultime domande sarà sulla cittadinanza e Costituzione, cioè se esce fuori cittadini maturi per poter affrontare il mondo. Questo per me è importantissimo. Senta, un'ultima domanda. Questo sarà un esame che passerà alla storia. I ragazzi che abbiamo sentito dicevano, insomma, un esame che comunque c'è un incidente, scusate, purtroppo un incidente proprio alle nostre spalle. Andiamo avanti, per fortuna non si sono fatti male. Dunque anche questa è la diretta. Professore, ci hanno detto, insomma, un esame che loro si aspettavano, che era voluto, non volevano finirlo in maniera anonima, quindi sono contenti gli studenti? Soprattutto la possibilità di guardarci negli occhi, no? Di abbassare questa mascherina per questa ora e poter discutere di quello che hanno studiato nel corso di questi anni. Questo secondo me è molto molto importante, è stato, di questo dobbiamo essere grati a chi ha voluto alla fin fine dare la possibilità a questi ragazzi, anche perché le distanze, le attenzioni ci sono tutte, dopo ogni ragazzo si sanifica tutto l'ambiente, si aprono le finestre, cioè c'è veramente sotto questo aspetto ringrazio moltissimo la scuola per l'organizzazione. Senta, un messaggio ai ragazzi che stanno uscendo da qua e iniziano la loro vita.
Ma come orientatore universitario il messaggio più bello è che possiate veramente realizzare ciò che sentite di poter fare, perché ognuno di noi è unico e irripetibile, quello che potete fare voi nessun altro potrà farlo. Grazie professore, in bocca al lupo per gli esami. Daniela, Ferdinando, se non hai domande io ti restituisco la linea. No, sì. è l'unica domanda che avrei adesso è intervistare i due che si sono tamponati a questo punto, perché che succeda in diretta non è una cosa comune. Allora, quanto ho capito, quindi stavano attraversando sulle strisce, un'auto si è fermata, la signora o signorina dietro con la polo bianca non aveva visto lo stop e quindi... Vabbè, niente di grave, questa è la cosa più importante. Grazie a Daniela Sizia. Dovrebbero essere collegati con noi Giordano Ariello, imprenditore, e Enrico Zanetti, già viceministro all'economia. Vediamo se sono pronti, anche perché intanto prosegue il dibattito in aula. Ora ancora Matteo Renzi. Vediamo. Ecco, buongiorno Ariello. Mi sente? Mi sentite? No, io però non sento voi. Allora, tra l'altro devo dire, sembrate nella stessa stanza, dobbiamo smentire subito questa cosa, vestiti entrambi con camicia bianca ma siete in due luoghi diversi. Allora, Riello, vediamo se mi sente, provi? Sì, vi sento, ora la sento. Ecco qua, perfetto. E buongiorno anche Enrico Zanetti. Dunque, che diciamo, ha ragione Bonomi o ha ragione Conte? Cioè Bonomi, presidente di Confindustria, picchia duro su questo governo, Riello? Assolutamente sì, e credo anche che faccia assolutamente bene, perché le manovre che abbiamo visto essere messe in campo ad oggi non sono assolutamente soddisfacenti per rilanciare e dare strumento d'ossigeno al mondo industriale, anche perché abbiamo visto che gli strumenti messi a disposizione per gli imprenditori sono per fare indebitare l'imprenditore, quindi questo non agevola sicuramente questi denari che potevano essere messi a disposizione per fare investimenti. Bisognerebbe attuare come prima cosa, che una manovra che Confindustria dice da anni, la detassazione degli utili non distribuiti ma reinvestiti in azienda, un primo strumento ma utilissimo per dare ossigeno a quella che può essere una ripresa strutturata e strutturale per il nostro Paese. Ecco Zanetti, quando ci siamo sentiti questa mattina discutevamo proprio di uno dei punti che porrebbe a questo punto, in questa fase, il Presidente di Confindustria al governo. Cos'è che sbaglia dal suo punto di vista o come si dovrebbero applicare, insomma, questi temi? No, niente, non la sentiamo Zanetti, non so se c'è un problema, forse ho disabilitato il microfono, provi? No, non la sentiamo. Continui a parlare, vediamo se è un problema appunto delle sue impostazioni oppure correggiamo noi dalla regia. No, non la sentiamo. Ecco, provi. Adesso mi sentite? Prego, sì. Perfetto, buongiorno. No, direi che l'azione di stimolo del Presidente di Confindustria è un'azione sicuramente positiva e condivisibile, è indubbiamente molto forte rispetto ad altre circostanze, ma per quello che il governo ha fatto da aprile in avanti, dopo essere partito abbastanza bene a marzo, direi che un'azione di stimolo ci sta, perché è evidente che da aprile in avanti il governo si è un po' addormentato, ripiegato su se stesso, con questa coda adesso poi degli stati generali che lasciano il tempo che trovano. Tra i punti che solleva Confindustria, uno che secondo me andrebbe meglio reindirizzato è quello del cuneo fiscale, perché non vi è dubbio che è una delle questioni che va affrontata. Sono meno convinto quando viene detto che il cuneo fiscale deve essere ridotto lato aziende. In Italia noi non abbiamo, rispetto a Germania, Francia, Regno Unito, USA, un problema di costo del lavoro, abbiamo un problema di stipendio netto in busta paga. L'imprenditore deve giustamente chiedere più competitività, più flessibilità, ma se parliamo di costo del lavoro, le riduzioni del cuneo fiscale nel nostro paese devono andare lato lavoratori. Ecco, questo è un nodo fondamentale. Lei ha al suo fianco un imprenditore, cioè Bonomi chiede in buona sostanza che il lavoro costi di meno, sì, ma all'imprenditore, non avere più soldini in busta paga per il lavoratore. Cosa dice Riello? Io ho una provocazione che mando da tempo e qua mi trovo assolutamente d'accordo con Enrico Zanetti, perché alla fine se vogliamo mettere in circolo soldi nell'economia reale, io più volte ho detto manteniamo il costo del lavoro uguale ma diamo più soldi in busta paga al nostro lavoratore, perché non è neanche etico e rispettoso nei confronti del lavoratore stesso se a me costa 3.000 euro dargli 1.500 in busta paga. C'è veramente uno sbilanciamento poco serio e se noi sicuramente diamo più soldi al lavoratore
poi di conseguenza vengono immessi nell'economia reale e successivamente, generando ricchezza e reddito maggiore, si potrà intervenire anche sul costo del lavoro. Sicuramente è uno strumento che andrebbe ed è utile anche per una dignità stessa del lavoratore, è fondamentale. Ecco, Riello, le auguro di poter partecipare, in qualche maniera di fare una sua proposta, ma se fosse a Villa Pamphili in questi giorni, che cosa direbbe da imprenditore di questo territorio? Ricordando che oggi alcune categorie, 11 mi pare, no? In questo comunicato, questa lettera che hanno inviato a Luca Zaia, dicono che sottolineano l'inadeguatezza delle risposte del governo a una crisi economica che sta mettendo in ginocchio il sistema, mentre parliamo di un rischio di 1 milione di disoccupati nel nostro paese. Cosa proporrebbe lei, Riello? 1 milione di disoccupati è anche un dato ottimista, secondo me purtroppo saranno molti di più e lo vedremo nella seconda metà dell'anno, quando le imprese torneranno a licenziare, non ci sarà più né la cassa integrazione ordinaria né quella in deroga, perché non nascondiamoci che comunque l'INPS oggi non ha soldi. 3 sono i punti principali. Come dicevamo, la detassazione degli utili reinvestiti in azienda, mantenere l'imperammortamento di Industria 4.0 che era stata varata dal precedente governo e mantenere la normativa per il credito d'imposta del 50% per le spese di ricerca e sviluppo, rimuovendo il differenziale con il triennio di riferimento. Questi possono essere 3 strumenti facili, veloci da mantenere o da attuare per garantire un minimo di ossigeno all'impresa, perché ricordiamo che l'impresa sopravvive se investe. Se non ha la possibilità di investire in ricerca e sviluppo, in macchinari, in persone, è destinata comunque a soccombere se prima o dopo. Ecco, Zanetti, le pare un buon punto di partenza questo, che altro? No, sono sicuramente punti di partenza condivisibili, è necessario concentrare maggiormente le risorse, interventi che abbiano un peso significativo sulle filiere produttive, facendo una selezione. Ad esempio quello che è stato fatto sull'edilizia è giusto nella scelta, poi alcune modalità possono essere cambiate, fatte meglio, ma è giusto come idea. Pessimo invece ad esempio gli interventi fatti sul settore del turismo, che era uno di quelli che invece andava assolutamente accompagnato in questi mesi di traversata sul deserto. Bisogna poi selezionare un altro paio di grandi filiere di intervento. Il problema è che invece l'approccio è palesemente parcellizzato e anche molto autoreferenziale. Insomma. Cioè sul turismo lei dice non va bene quel bonus, ci voleva che cosa, la detrazione? Ma no, ma quello è proprio buttare via veramente i soldi, perché se tu vuoi fare un intervento di sostegno alla domanda di un settore attraverso la leva fiscale, e non è una cattiva idea in questa fase, nell'edilizia lo si fa da anni, addirittura adesso si fa il super bonus, non puoi metterci in mezzo l'ISEE, perché se tu hai come idea quella di aiutare la domanda di un settore, quindi aiuti gli operatori, non i consumatori, ma incentivi i consumatori a produrre, a fare la domanda, non devi cominciare a mettere l'ISEE, perché i primi che devi coinvolgere sono quelli che gli schemi ce l'hanno, detta proprio brutalmente. Capisco che può dare fastidio dire a uno che si farebbe comunque una settimana, gli pago la seconda col bonus, ma è proprio quello lo scopo. Se tu metti in mezzo l'ISEE, che non a caso quando c'è l'edilizia l'ISEE non viene messo in mezzo, i primi che togli di mezzo sono quelli che hanno maggiori disponibilità economiche, e quindi l'aiuto alla domanda lo fai col freno a mano tirato. Non è il momento del freno a mano tirato, e tra l'altro il fatto stesso che a distanza di 3 settimane dal decreto rilancio, arrivato in ritardo di 1 mese e mezzo, già si parla di nuovi scostamenti di bilancio, dopo che mentre veniva approvato il decreto di bilancio il MEF giurava e spergiurava che sarebbe stato l'ultimo scostamento, dimostra che continuiamo in questa fase stupidamente ad avere un approccio freno a mano tirato. Lo dice chi come me negli anni normali, che sono comunque difficili perché anni facili non esistono, era uno di quelli che diceva cerchiamo di non esagerare con spesa pubblica di qua e di là. Adesso che è l'unico anno in cui non bisogna avere il freno a mano tirato, cosa fanno? Vanno avanti col freno a mano tirato. È una roba fuori da ogni grazia di Dio. Scusate, e questo anche nei tempi, cioè Zanetti e poi Riello, anche nei tempi, perché questi stati generali che secondo noi allungavano di ulteriori 10 giorni l'esigenza di risposte immediate. Arriva il piano, che sarebbe già pronto a dire il vero, di Conte, ma solo a settembre, i soldi dell'Europa forse l'anno prossimo e rinunciamo al MES che arriva magari prima. Cosa dice? Se è così, Zanetti? Sì, credo, chiedo scusa. Sì, no, ma infatti il tempo è un fattore decisivo, non è solo una questione di quantità di risorse, è anche una questione di tempi con le quali le stesse vengono messe a disposizione.
Il decreto rilancio doveva essere il decreto liquidità, cioè ai primi di aprile è stato fatto un decreto liquidità senza risorse, semplicemente per prendere tempo, perché vi era totale incertezza sul da farsi e si voleva ulteriormente aspettare quello che avrebbe fatto l'Europa. Alla fine, a metà maggio, è arrivato un decreto rilancio che era già in ritardo di 1 mese e mezzo e che era già palesemente insufficiente, perché è inutile fare, non so, chiedo scusa se vado sul tecnico, ma è inutile fare il giochino dello scostamento di bilancio di 55 miliardi di deficit e di 155 miliardi di saldo netto da finanziare, che per i non tecnici è una cosa astrusa, e hanno ragione, li capisco, ma che per chi mastica di ste robe significa che si è cercato di fare sostanzialmente le nozze coi fichi secchi, cioè cercare di mettere in pista una mega manovra senza mettere le risorse che al massimo andranno a deficit negli anni successivi, quando ad esempio verranno escusse le garanzie. Quindi un meccanismo di legge di bilancio fatta in un anno in cui invece bisogna semmai largheggiare per poi essere più parchi negli anni successivi, con cui invece si cerca di spostare parte dei problemi di bilancio agli anni successivi. Non è solo un approccio sbagliato economicamente, è anche un approccio veramente poco lungimirante, della serie scarichiamo i problemi a chi verrà tra un paio d'anni, anche in termini proprio di gestione tecnica del bilancio dello Stato. È per questo che io sono molto seccato. Riello? Diciamo che purtroppo siamo arrivati in ritardo veramente su tutto, a partire dagli inizi con l'emergenza sanitaria. Per carità, nessuno la conosceva, quindi non si poteva nemmeno capire come gestirla, ma dal punto di vista economico non è possibile essere usciti con un decreto liquidità così in ritardo, quando la liquidità è giunta nelle casse delle imprese che si sono indebitate, ricordiamo, non sono soldi a fondo perduto dati dal governo all'imprenditore, sono arrivati troppo in ritardo, perché oltre al decreto in sé per sé è stata gestita male l'operazione di accesso al credito, perché non si è andati in deroga a tutti quegli strumenti previsti dal mondo bancario e dall'ABI per il finanziamento all'impresa. C'era una dose di documenti che era addirittura maggiore rispetto a quelle che sono le istruttorie normali per accedere al credito. Quindi ovviamente la liquidità è arrivata alle imprese quando tante imprese erano già morte o già in profonda difficoltà, e l'impresa oggi, più di ieri, vista la velocità della comunicazione, non può aspettare, perché se noi lasciamo un'area geografica non presidiata, un mercato non presidiato, c'è già qualcun altro dall'altra parte del mondo che viene a prendersi quell'area geografica che noi non abbiamo guardato con attenzione, ma non per colpa nostra, perché l'imprenditore è incapace, perché non aveva proprio gli strumenti fisici per poterlo fare, perché vuoi che ha anticipato la cassa integrazione perché l'imprenditore non è un disgraziato ma ci tiene ai suoi collaboratori, vuoi perché ha dovuto comunque pagare l'affitto, ha dovuto pagare l'energia, che è tra le più care d'Europa in Italia, ricordiamocelo, e ovviamente la coperta è corta. Già la situazione non era semplice prima, e fare un'impresa, che l'impresa è un'impresa per definizione, questa situazione di blocco di 2 mesi dove non c'è stata una linea guida data all'imprenditore e alle imprese per capire come muoversi e gestire la cosa. Ricordiamo anche i discorsi purtroppo fatti la sera per la mattina dopo con i codice tecnico deroghe. Ha messo in confusione tutti e i mercati purtroppo ci hanno punito. Mancano pochi secondi, sta arrivando il governatore Zaia, ma davvero un flash lo chiedo a tutti e due, a cominciare da lei. Allora, è una declinazione un po' più politica, ma qui per la coalizione di centrodestra si mette al primo punto l'autonomia. È giusto o sbagliato dal vostro punto di vista, Riello? Io sono sempre stato molto favorevole all'autonomia, ma non per colore politico, ma per gestione di quelle che sono le risorse fatte nella nostra regione. Quindi per me l'autonomia è uno strumento assolutamente utile per garantire futuro alle imprese e ai cittadini. E ogni regione dovrebbe essere autonoma, perché così si responsabilizza, altrimenti è la gara del più peggio. Zanetti? Favorevole, ho sempre votato anche in occasione del referendum in tal senso, è sicuramente un punto importante a livello regionale, ancora di più a livello nazionale. È chiaro che invece come centrodestra auspico che mettano al primo posto, almeno paritetico, anche altre questioni legate proprio al rilancio economico. Per esempio la prima che metterebbe lei? Come dicevo prima, fondamentale un importante piano di accompagnamento per il settore turistico, a mio avviso, che rischia di perdersi per strada in questi mesi e rischiamo di avere problemi enormi in termini occupazionali lì in quel settore, e poi chiaramente bisogna mettere davvero in campo una serie di interventi infrastrutturali importanti, che sono veramente quelli che poi possono essere alimentati anche grazie ai fondi europei, fermo restando che però il problema a monte è risolvere i blocchi nella capacità di spesa prima ancora. Però non mi pare che ci sia il metodo Genova nelle proposte degli Stati Generali, o sbaglio? Zanetti?
Ci sono varie proposte, sappiamo che su quello però l'attuale maggioranza ha delle grosse difficoltà. Io di base sono poco favorevole all'utilizzo di strumenti straordinari, sono più favorevole a rendere ordinarie le regole che funzionano. Quindi se il modello Genova ha funzionato non dovrebbe esserci un'applicazione transitoria di quel modello, bisognerebbe riadattare le regole ordinariamente applicabili a quel tipo di funzionamento. Sì, che quindi siano perenni, definiamole così, no? In qualche maniera. Per forza. Certo. Per forza. Riello, il MES sì? Per imprese e mondo della sanità? Beh, il MES è uno strumento che, se rivisto non come è stato utilizzato con la Grecia, può essere assolutamente uno strumento. Le regole di accesso sono chiare, a me non dico preoccupa, ma bisogna valutare quali sono i costi di gestione del MES. Però in linea di massima, vista anche la situazione, è uno strumento assolutamente da tenere in considerazione. Chiarissimi, grazie davvero a Giordano Riello, imprenditore, Enrico Zanetti e già vice ministro all'economia. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Allora, grazie. Sì, dunque, inquadriamo. Sta arrivando, credo, il governatore Luca Zaia, perché ho già intravisto il portavoce Carlo Parmeggiani. Ci sono molte tematiche in queste ore. Vediamo appunto anche se sulla polemica del cosiddetto patto ciliegie, delle ciliegie, quindi il Salvini mangia ciliegie, mentre Zaia parla di tematiche pesanti. Su questo dirà qualcosa Zaia, compreso il tema delle alleanze, compreso appunto il fronte dell'autonomia, le proposte, insomma questo è credo sul piatto di questa giornata. C'è anche, credo, immaginiamo ancora un augurio ai ragazzi che sostengono oggi la maturità. Daspo per un tifoso friulano che aggredì quelli del Verona, vedo qui, è arrivato il governatore Luca Zaia, come sempre Manuela Lanzarin e Giampaolo Bottacino al suo fianco, Chiara per la lingua dei segni. Sentiamo il governatore Luca Zaia. Sì, accomodatevi, prego. Chi è che resta fuori? Ah, buongiorno, ma sono in anticipo? No, giusto. Prego, prego, accomodatevi, prego. Siamo pronti? Bene, buongiorno a tutti. Inizierei subito col bollettino e dopo abbiamo un po' di comunicazioni interessanti, come al solito. Beh, insomma, oggi ci sono buoni argomenti. 837.933 tamponi, sono 11.218 in più rispetto a ieri. Peraltro, devo dirvi, sui tamponi c'è un bel lavoro che abbiamo fatto fare all'azienda Zero, quindi vi diamo un dossier, ve lo daremo i prossimi giorni, un dossier con i numeri di tamponi, le percentuali, ULS per ULS, chi li ha fatti, chi li ha processati, quindi avete anche uno spaccato di quello che è il lavoro di ogni ULS e quindi delle 14 microbiologie, dei 14 laboratori che sono stati messi in rete. Ormai siamo insomma nella condizione di fare un minimo di bilancio, diciamo, quasi consuntivo, ed è giusto che si sappia chi ha lavorato, cosa hanno fatto, eccetera. Isolamento 834 più 38 persone. Positivi 19.225 più 4. Ricoverati 254, sono meno 14. Cioè, ovviamente il numero dell'isolamento è dato dal fatto che, avendo sicuramente contatti stretti di qualche realtà, aumentano, il che non vuol dire che sono positivi, tanto è vero che, se notati, i ricoverati continuano a calare, sono meno 14, dei quali 254, dei quali 37 positivi. Quindi in ospedale noi in questo momento abbiamo 37 persone coronavirus in tutto il Veneto, dei 254 ricoverati, gli altri si sono negativizzati. Le terapie intensive, invariato, 12 persone in terapia intensiva, 1 positivo e 11 negativi. Totale morti 1987, più 5.
morti in ospedale 1418, cioè le 5 persone che hanno perso la vita sono tutte decedute in ospedale. Dimessi 3515 più 12, nati 80. Bene, in queste ore c'è la preoccupazione, come avete visto giustamente, ieri vi ho detto del dato che ne parlava anche con me l'assessore Bottacin, di questa curva che è in calo, che però non ha più l'accelerazione di prima. Poi le giustificazioni che si possono dare sono molteplici, no? Stiamo parlando dei positivi, giusto? Sì. Dei positivi. Le motivazioni sono molteplici. Pensate che potremmo anche dire vabbè, magari c'è lo zoccolo duro di positivi che si negativizzano non con la velocità di prima. Questo potrebbe ad esempio giustificare la tesi secondo la quale oggi molti positivi di fatto sono intercettati perché sono dei pezzi di RNA, dei frammenti di RNA del virus, e non è più un virus così forte e virulento come prima. Insomma, c'è tutta una serie di ragionamenti, ma vi dico, il motivo di grande discussione in queste ore è qualcuno l'ha definita la recrudescenza di Pechino. Vorrei ricordarvi che stiamo parlando di un paese che è grande, cioè non ha le dimensioni dell'Italia e neanche dell'Europa, quindi stiamo parlando di una comunità che non ha avuto il coronavirus in maniera così importante come Wuhan. Probabilmente saranno dei focolai di quella città. Adesso cercheremo di capire dalle notizie che ci arrivano. Certo è che non bisogna abbassare la guardia, questo lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, e lo diciamo perché è inevitabile che dopo tutti questi mesi di lockdown, di chiusura in casa, cioè tutti coloro che escono dicono beh, facciamo la festa della liberazione tutti i giorni, la festeggiamo sta festa. Occhio alle direttive, occhio al fatto che bisogna assolutamente portare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento. Insomma, le condizioni minime ovviamente che si consigliano sono dell'igiene delle mani e mantenere insomma il distanziamento sociale ove possibile. In tutto questo ragionamento vi voglio dare prima un paio di notizie. La prima notizia, oggi vi divulghiamo, eccola qui, le linee guida delle scuole, poi vi diamo la scheda, sono linee guida che fondamentalmente, me lo ricorda anche l'assessore Lanzarin, sono linee guida, intanto sono le linee guida della conferenza delle regioni, prima cosa da dire, sembrano accettate diciamo in buona parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, però tutt'oggi non abbiamo ancora una conferma della validazione, però penso sia corretto che insomma, la comunità venga edotta di quello che è stato il lavoro delle regioni, ovviamente con capofila la Regione del Veneto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi e l'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno alle elementari o qualcun altro che è in età diciamo scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche gli operatori. Dopodiché la mascherina la si porta fino all'arrivo al banco. Il banco avrà a ogni bambino, a ogni studente, scusatemi, deve essere garantito uno spazio vitale di 2 metri quadrati, quindi ci sarà un distanziamento tra i banchi, non saranno più attaccati come prima. E qui si apre anche lo scenario, le aule troppo piccole, non troppo piccole, ma insomma questa è la linea guida. La distanza dall'insegnante che insegna deve essere almeno di 2 metri, invece non c'è distanza di 2 metri tra un banco e l'altro, questo è ovvio, no? Perché se garantiamo 2 metri quadrati a bimbo vuol dire che non è che possiamo dare 2 metri da banco a banco, perché se no ci sono più 2 metri quadrati, diventano 5-6 metri quadrati. Questo è un problema proprio matematico. E la mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno o uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione per evitare l'assembramento di farla in loco, cioè fare il riposo per quanto possibile. Io penso che i bimbi, penso agli elementari, hanno anche il diritto di correre, di fare un po' gli scalmanati, no, durante
la ricreazione. Vabbè, c'è una delle alternative è quella eventualmente, ipotizziamo il giorno di pioggia, non li puoi tenere nei corridoi perché sennò viene fuori una calca dentro nei corridoi della scuola, quindi resteranno al banco, insomma si organizzeranno. E poi tutta una serie di accorgimenti. Noi vi consegniamo le linee guida in modo tale che anche i cittadini sappiano su che fronte stiamo lavorando. Crediamo, e i colleghi assessori della sanità e i colleghi presidenti condividono questa idea che il bimbo a scuola non deve stare lì a inalare CO2 respirando nella mascherina, quindi seduto al banco il bimbo non deve avere la mascherina. Ma su questo penso che insomma la soluzione la si trovi. La verità è che in generale poi c'è anche un aspetto sul personale ATA, perché capite che se aumentiamo, diciamo, gli elementi di controllo e le linee guida impongono alcune osservazioni, è altrettanto vero che ci sarà anche una ricaduta sul personale. Immagino che il Ministero sia più preoccupato di questo in questa fase. Dopo comunque lascio a voi per le domande. E vi verrà distribuita, anzi possiamo anche preparare le fotocopie, vediamo a Federico, dopo a fine conferenza le distribuiamo. Volevo dirvi, il gruppo Gottardo, e che li ringraziamo tramite Tigotà Educational, e quindi Gottardo rappresenta la proprietà del gruppo Tigotà, donano per le scuole, pensate, 10.000 litri di sapone liquido per l'igiene delle mani, quindi l'igienizzante, e 20.000 litri di candeggina per l'igienizzazione degli ambienti. Il tutto attraverso le province verrà distribuito nei plessi scolastici, quindi 10.000 litri di igienizzante e 20.000 litri di candeggina, quindi ce n'è assolutamente per disinfettare tutto il Veneto. E poi poi passo a voi la parola, c'è un bimbo che ci ha mandato, Davide di 9 anni e Emma di 5, sono di Piavon Oderzo, ci hanno mandato questo disegno, ringraziamo questi bambini. E poi c'è Sofia Medeghini che ci manda una busta, ci manda un disegno, ovviamente la conferenza stampa è uno dei must dei disegni, una busta con 35 euro, e quindi diciamo a Sofia Medeghini che non mancheremo di versare queste risorse. E poi ci manda anche, pensate, guardate che il lockdown cosa ha prodotto, ci manda anche questo lavoro. E poi we love però ci sta, we love the land of Venice, e giustamente questa bimba ha fatto una considerazione che mai nessuno ha fatto. Love, L, of, O, V e Venezia, love, e quindi c'è anche l'acronimo per land of Venice. Quindi brava, poi c'era anche un altro lavoro, brava ovviamente anche questa ragazza, questa bimba Sofia di 10 anni. E poi c'era questo lavoro, e poi ho chiuso, ce lo manda Stefano Gelai, che andrà anche questo in mostra, eccolo qui, tutto fatto in legno con i fiumi, e quindi grazie anche a Stefano. E passerei la parola per le domande. Filippo Vanzan Fois. Prego, ciao Filippo. Buongiorno Presidente. A proposito della scuola, non c'è l'ipotesi, l'eventualità che questi distanziamenti, cioè 2 metri quadrati di spazio vitale, impediscano di ospitare tutti gli studenti in un'unica classe? C'è un'ipotesi? C'è questo rischio. C'è questo rischio, ovviamente va in base al dimensionamento dell'aula e al sovraffollamento o meno che ci sarà. Questo è un tema di distanziamento. Ovviamente bisognerà programmare le lezioni in virtù di questo e dei locali dei quali si ha disponibilità. Perché appunto si parla di possibilità di doppi turni? Questo rientra nelle prerogative, diciamo, del Ministero, e cercheremo di capire. Come voi sapete non è una nostra competenza la scuola, la competenza per noi diventa sanitaria. E quindi stiamo discutendo la partita sanitaria. Guardate, l'alternativa per lasciare lo status quo è quella di mettere le mascherine ai bimbi. Io sono contrario, noi siamo contrari, siamo stati tutti bimbi. Chi è di voi che si sarebbe tenuto 5 ore in aula la mascherina? Tu dai,
Ecco, su questo sentivo che avete anche interpellato, mi sembra, oltre ai rappresentanti un po' della scuola, insomma avete avuto un'interlocuzione, avete parlato anche con i pediatri? Beh sì, l'assessore Lanzarin sta sentendo gli educatori, ma anche ovviamente il mondo della pediatria. Dopodiché domani avrete la professoressa Dadalt, che è il direttore della clinica pediatrica di Padova, nuovo direttore, e lei è un'espertissima di patologie, di gestione dal punto di vista sanitario dei bimbi in età pediatrica, per cui possiamo rinnovare a lei poi queste domande che sono molto più, diciamo, è molto più titolata di me, di noi, di dare risposte. Ecco, e sempre in tema di scuola, ieri il ministro Azzolina ha detto che la proposta alle regioni sarà, mi pare, sarà quella di iniziare con i corsi di recupero il 14 settembre, se non vado errato. Sì. Ma guardate, io penso una cosa che noi abbiamo... Mi scusi, Prego. completo la domanda, perché allora, comprendo che c'è questo problema del voto che incombe, non è stato sciolto, non continua sto guazzabuglio di ipotesi, non si sa neppure se ci sarà davvero l'election day o se si va a votare. Però insomma la scuola non può neanche restare ostaggio di questa cosa qua, insomma. Non è pensabile quella l'ipotesi di convenire tra regioni e ministero una data e poi questa data resta? Ma guardi, oggi ci sarà una commissione per parlare appunto di questa proposta del Ministero di fissare il 14 per tutti l'inizio delle scuole. Bene, la nostra posizione sarà che noi non diamo l'ok finché non fisseranno la data del voto, punto. Perché siamo stanchi di farci prendere in giro. Dopodiché, a mio avviso, abbiamo perso una grande occasione nel tentare, quanto abbiamo discusso di centri estivi? I centri estivi sono sostanzialmente, se ci pensate, la variante alla scuola, ben pensate ai bimbi dell'età dell'obbligo elementari, il centro estivo, scuola, centro estivo. Noi dovevamo riaprire le scuole, noi al posto dei centri estivi dovevamo riaprire le scuole, ma questo tema non siamo mai stati riusciti a portarlo avanti. Cioè aver fatto anche un mese di scuola non avrebbe creato complicazioni, no? Farci tutto a giugno, cioè, i ragazzi si sono fatti, io ho firmato l'ordinanza di chiusura il 23 febbraio se non ricordo male, quindi marzo, aprile, maggio, insomma ti fai a casa 3 mesi. Adesso i ragazzi tornano a scuola per gli esami di maturità da oggi, fra l'altro nuovamente in bocca al lupo a tutti. Peraltro c'è un sacco di ragazzi che mi hanno scritto di un liceo forse di San Donà che hanno problemi, magari poi farò una verifica. Ho ricevuto molti messaggi da dei ragazzi della maturità di San Donà, di un liceo, adesso non ricordo, che mi dicevano che avevano difficoltà ad avere informazioni sulle modalità per i loro, immagino si siano risolte ieri verso sera, vabbè, comunque dico, questi ragazzi sono qui se non si sono risolti i problemi. Però volevo dire, tornano a scuola per gli esami di maturità, pensate, sarebbe stato bello pensare di avere una soluzione di continuità, no? Che so, magari dire dal 1° di giugno si fa un mese fino al 1° di luglio, si fa un mese e mezzo. Le famiglie sarebbero state solo che felici. Non penso che ci sia tutto sto assalto alle vacanze, visto considerato cosa è accaduto. Per cui io l'avrei fatta questa cosa. Ma nel caso appunto il Ministero insiste su questa cosa del 14 settembre, voi non date l'ok fin quando non c'è una data. Ma scusa, come fa il Ministero a programmare la preapertura delle scuole, chiamiamola così, no? La preapertura, poi le elezioni reali, se non sa neanche quando si va a votare? Cioè la mano destra non sa cosa fa la sinistra. A me sembra strano sto atteggiamento. Però mi pare di capire che sappiamo che non si voterà prima del 20, o è un'ipotesi anche questa? Ma che si voti il 20 o il 27 o non si voti mai, chi programma la scuola deve sapere. Cioè penso di non essere smentito, no? C'è anche l'ipotesi fuori dalle scuole? C'è anche l'ipotesi fuori dalle scuole, ma capite che programmazione mi metto nei panni di un ministro e dice bene, decidiamo, mi volete dare le bocce ferme, capire qual è il campo di battaglia oppure no? Su questo le chiedo l'ultimo dettaglio, poi mi taglio. Prego. Dal suo punto di vista,
più corretto, più coerente rinviare l'apertura della scuola a dopo il voto oppure vagliare la possibilità di aprire e richiudere per il voto? Ma guardate, allora i ragazzi hanno perso un sacco di mesi, quindi pensare di... Allora, se non avessimo avuto sto progresso di tutti questi mesi persi, vi direi voglio andare a votare il 20 e apriamo dopo, punto, e cerchiamo di recuperare strada facendo. Ma la verità è un'altra, la verità è che se si apre dopo vuol dire che si fa marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, quasi 8 mesi senza andare a scuola, cioè vuol dire un anno scolastico. Quindi non ci sono alternative, lo dobbiamo aprire subito, velocemente, probabilmente anche tentando un equilibrio. E per questo noi dicevamo, ma mandateci a votare il 6 di settembre e poi avremmo la possibilità di aprire il 13 ad esempio le scuole. Sarebbe stata una bella operazione, niente da fare. Hanno detto che il problema era la presentazione delle liste, allora 6 settembre, 6 agosto, ma anticipare a 60 giorni, a 50 giorni le liste le puoi presentare anche a fine luglio, cioè basta metterlo nel decreto, non è che è scritto c'è uno dei 10 comandamenti che bisogna presentarlo un mese prima. Manza. Presidente, le sue valutazioni sono note, però alla fine arriviamo alle date, cioè della serie si voterà, pare di capire, 20-21. Non te lo so dire. Perfetto, ipotizziamo, lo sapremo fra pochissime ore, a quel punto apre le scuole il 14 o no? Sì, si aprono, sì, assolutamente, non abbiamo alternative. Di aprile al 14. Quindi attualmente il rinvio della decisione, cioè del nulla osta di oggi, è in attesa di... Ma vorremmo capire cosa vogliono fare questi. Quindi il 14 scuola e poi interruzione ovviamente, visto che si andrà a votare. A meno che non si scelga l'opzione, che secondo me non è ridicola, è sensata, di non interrompere le scuole, e io di certo lo sosterrò, è di andare nei capannoni, nei magazzini, nelle palestre, insomma penso che riusciamo a organizzare anche un'alternativa, no? L'altra domanda, Presidente, che le rivolgo riguarda il numero delle persone in isolamento. Quando c'era stato il caso del matrimonio, del matrimonio da un lato e poi del furgone, che invece in quel caso si cercavano le persone che erano a bordo, ci aveva detto appunto abbiamo avuto questa impennata perché c'è stato questo caso del matrimonio. I 38 invece avete dati geografici, cioè sono focolai? Non ve lo so dire, ma ve lo diciamo nel giro di un paio d'ore, possiamo anche chiedere. Perché io ho avuto riunioni tutta stamattina e non ho chiesto, no, lo chiediamo, ma vuoi chiedere te? L'assessore Lanzarin chiede, ma sicuramente c'è una giustificazione del 38. Mentre invece per quanto riguarda la scuola... Sarà magari Venezia Calcio? Ah, può essere. Beh, è probabile che sarà sicuramente, perché lì è stato fatto un piano di sanità pubblica importante. Prego? Sì. Sì, sono quelli allora, sono quelli. E poi il nostro piano è drastico, no? Per cui i contatti vanno in isolamento, punto. E se tu giocavi a calcio è inevitabile, no? E ci va la squadra. Per quanto riguarda la scuola, l'auspicato, o meglio doveroso, aumento del personale, sia scolastico sia docente che ATA, e cioè i bidelli. Lì voi non avete voce in capitolo, quindi voi potete solo fare interventi per l'edilizia scolastica e niente. Neanche perché è provincia. Noi abbiamo solo il presidio con il piano di sanità pubblica e basta. Non abbiamo neanche la formazione, nulla, cioè la formazione, la formazione sì, ma non quella della scuola dell'obbligo. Fois, prego. Squadre di calcio? Ah. Buongiorno. No, adesso ci danno risposta, grazie. Ciao Fois. Presidente, lei in queste ore ha ricevuto una lettera, che è una lettera appello, che è stata firmata dai rappresentanti di 11 associazioni di categorie economiche del Veneto e anche dal sistema camerale regionale, nel quale sostanzialmente si denuncia l'inadeguatezza del piano del governo sul rilancio dell'economia sotto vari aspetti, dalla burocrazia allo sviluppo della rete infrastrutturale, anche telematica, all'assegnazione di risorse che dovrebbe tenere conto, sostengono chi le scrive, del contributo che il Veneto dà all'economia
dell'economia nazionale. Lei è d'accordo con queste istanze che le vengono presentate, e il Veneto può dire la sua anche alla luce del forte dialogo che si è instaurato, perlomeno per quello che riguarda il coronavirus, con il governo in questi mesi? Ma io ho visto la lettera, quando l'ho letta ho pensato a Don Sturzo, che nel 49 diceva sono federalista, sono unitario ma federalista impenitente. E la lettera è stata scritta da degli unitari ma federalisti impenitenti, cioè il fatto che nella lettera mi si scriva non siamo contenti e felici delle misure. E qui sono tutti operatori, oltretutto è firmata adesso non vorrei citare un'associazione, tutto quello che sono gli stakeholders di quelli che fanno fatturato e pagano le tasse in Veneto, no? Di tutto il mondo delle imprese e non solo. Allora, se loro mi scrivono che queste misure non vanno bene, mi chiedono gli stati generali di cosa stanno discutendo, no? Perché la lettera non l'ho promossa io, a me è arrivata, cioè l'ho vista, ne ho preso atto. Dall'altro, giustamente, a me ha fatto molto piacere che si ricordi che noi siamo anche dei contribuenti netti, nel senso che noi lasciamo ogni anno 15 miliardi di euro di tasse venete a Roma. Noi siamo sempre quelli dell'autonomia, se qualcuno si fosse perso per strada o si fosse dimenticato. Per cui giustamente dicono, oltre a mettere le misure giuste per noi, è bene che qualcuno ricordi a Roma che siamo quelli che comunque queste misure se le meritano di più di altri, visto e considerato che abbiamo contribuito alla crescita in maniera fattiva. E per cui adesso cercherò di girare questa istanza, anzi non cercherò, lo faccio, la giro direttamente al Presidente del Consiglio, ma gli allegherò anche l'istanza, visto e considerato che sarà fondamentale che si capisca anche che il nostro modello di sviluppo veneto, sono 600.000 partite IVA, 160 miliardi di PIL, è un modello non fordista, quindi non quello della grande impresa, dove entra la verga di ferro e esce l'automobile, ma è quello del distretto industriale, della piccola e media impresa. L'80% delle imprese in Veneto ha meno di 15 dipendenti. E quindi è bene ricordare che quando tu fai delle progettazioni di azioni a livello nazionale devi capire, è come quando uno dice programma un pranzo, c'è chi mangia carne, chi non la mangia proprio mangia solo pesce, c'è il vegetariano, c'è chi ha altre allergie alimentari. Ecco, quindi a Roma quando dispongono sappiano sempre che uno dei commissari si chiamano Veneto e non possono fare il menù senza aver sentito il commensale, uno dei commissari più importanti. E a Roma invece ho l'impressione che chi fa il menù si dimentichi del Veneto spesso. Sempre Fois? Sì, io devo trattare un argomento che cambiando diametralmente dopo, però ha tenuto banco e a molte persone ha dato fastidio anche la scena che c'è stata a Verona, quella delle ciliegie. Secondo lei, cioè il fatto che Salvini, mentre si trattava un argomento molto, molto drammatico, abbia comunque continuato, insomma, l'abbiamo vista tutti la scena, non occorre che la descriva. Secondo lei queste polemiche sono esagerate? Ma guarda, io penso assolutamente che noi non abbiamo bisogno di polemiche. Fra l'altro si è parlato, io fra l'altro ne avevo parlato con lui sapeva di tutta la partita. Ovvio che poi i video vengono diffusi, vengono ovviamente commentati, mi fermo lì, però che si dica che lui è insensibile all'argomento no, perché ne avevo parlato anche prima, questo onor davvero lo devo dire, dopodiché no, mi fermo qui. Ha parlato anche di alleanze? Potete dire se non parlano, grazie. Ha parlato anche di alleanze con Salvini, cioè l'ipotesi che lista Zaia e Lega corrano da sole le prossime elezioni. Ma secondo te lo vengo a dire? No, nel senso che, guardate, anche il tema, premesso che sono arrivato a Verona, la domanda che mi avevano fatto tutti i tuoi colleghi è venuto a inaugurare l'apertura della campagna. Ma di quale campagna? Di cosa stiamo parlando? Che siamo in un paese nel quale forse non si andrà neanche più a votare, aspetteranno la mia dissoluzione naturale, no? Dopodiché convocheranno le urne. E prima non sappiamo se si andrà a votare. Guardate, io non ve lo dico così per sfida, cioè a tutt'oggi non si sa quando si andrà a votare. E poi siamo a rischio perché se vai in autunno, se mi torna il coronavirus, voglio capire come faremmo col piano di sanità pubblica. Dall'altro c'è da dire che a livello nazionale ci sono 1500 comuni che vanno al voto e 7 regioni, perché c'è anche la Val d'Aosta, ho sempre detto 6 ma sono 7. Immagino che poi le segreterie faranno i loro ragionamenti a livello nazionale, ci sta, è la politica. Io dico che qui in Veneto
per venire a dire qualcosa o a fare qualcosa col sottoscritto, se non ti sei convertito all'autonomia, la vedo veramente improbabile. La conversione all'autonomia è il rispetto nei confronti di 2.600.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia, che non hanno la tessera della Lega, di Forza Italia, del PD, di 5 Stelle e di chi vi viene in di Fratelli d'Italia, ma sono veneti. E quindi chi non rispetta i veneti, con me, non farà neanche un millimetro di strada al mio fianco. Presidente, lei questo lo sta dicendo perché ci sono dei partiti nella coalizione di centrodestra che secondo lei non si sono convertiti del tutto all'autonomia. No, ma io... Da parte di Fratelli d'Italia, per esempio, c'è un atteggiamento piuttosto ambiguo, nel senso che mi ricordo che Giorgia Meloni ha detto che per uno Stato centralista e federalista allo stesso tempo. No, guardate, io non mi riferisco a nessuno, dico semplicemente che da amministratore ho imparato una cosa, che patti chiari e amicizia lunga. L'altra volta nel 2015 abbiamo presentato penso una quindicina di progetti di legge il primo giorno. Sono progetti di legge che poi vi ricordate sono arrivato col pacco di progetti, ed eccolo qua, questo è il lavoro. Devo ringraziare questo consiglio che è stato un consiglio iperproduttivo, guardate, da destra a sinistra, tutti, veramente questo consiglio è stato, penso nella storia, quello che ha prodotto più leggi, quindi hanno lavorato tanto, bravi. Dopodiché capite che quando ci metti la faccia i progetti devono essere chiari, se no non esiste. Posso intervenire sul tema? Sì. Prego. Quando lei dice chi non rispetta i veneti con me ha ben poco da fare, riferendosi al referendum sull'autonomia, sì, quindi al fatto che... non è la mia candidatura questa. Certo, però dice per quanto riguarda l'alleanza devono essersi convertiti all'autonomia. No, io lo dico in generale. Chi non rispetta i veneti, il passaggio suo è stato questo. Sì, lo dico in generale perché vi ricordo che la mia maggioranza ha votato per l'autonomia. Certo, Presidente, ma l'impressione è che forse tra i primi a non rispettare i veneti, dal punto di vista dell'autonomia, sia stato proprio il segretario della Lega, che era al governo, faceva parte della coalizione che all'epoca chiamavamo giallo-verde, e l'autonomia che tutti si aspettavano, avendo una compagine leghista all'interno dell'esecutivo, non è arrivata. Beh, guarda, sai Alda, penso che ormai siano agli atti le attività sia della Lega e dei 5 Stelle del governo Conte 1. Cioè vi ricordo che Conte a dicembre 2018 si presentò spontaneamente ad una conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando la chiusura della partita dell'autonomia che si sarebbe concretizzata con il fine gennaio, primi febbraio 2019. Tanto vero dice, noi chiuderemo l'accordo politico, poi daremo il via a tutto quello che sono le firme ufficiali. È arrivato gennaio, è arrivato febbraio, marzo, aprile. Nel frattempo noi siamo andati avanti a lavorare con il ministro Stefani, che ha fatto un lavoro strepitoso, perché oggi agli atti c'è lì quel lavoro, cioè tutti i tavoli e tutte le soluzioni per le 23 materie. Siamo arrivati a luglio quando il ministro Di Maio ha detto candidamente, troppo presto per parlare di autonomia, bisogna buttarlo un po' più in là. Adesso dire che la Lega non ha fatto l'autonomia, nell'assemblea di condominio erano in 2, a me risulta che uno dei 2 inquilini nell'assemblea di condominio non volesse farla, ma poi non vado neanche a riscavare il passato, io guardo il futuro, dico bene, noi nel frattempo abbiamo lavorato tantissimo, questo è bene che i veneti lo sappiano, ringrazio la delegazione trattante, se oggi c'è un progetto di autonomia scritto nero su bianco con tutte le evoluzioni giuridiche è grazie al Veneto. Tra l'altro stanno uscendo anche libri, è uscito il libro del professor Bertolissi, uscirà il libro del professor Stevanato, del professor Giovannardi, e quindi sono tutti in produzione, proprio perché abbiamo fatto un sacco di lavoro. L'autonomia la porteremo a casa, guardate, io lo dico, l'autonomia farà la fine delle Olimpiadi, vedrete. Sì, Treviso e la badante e i contatti che abbiamo ricostruito ci portano a mandare in isolamento 38 persone, non il calcio arriverà domani probabilmente. I 2 cluster che conoscete, insomma, il matrimonio di Bologna e la caserma Serena, il pakistano. Sì, lì erano in molti, quindi è inevitabile che l'isolamento scatti per tutti coloro che erano lì. Allora, Frigioni e Bonnet, che mi scuso ma lo specchietto non ce l'ho, ti rimesso dietro. Ciao. Del Veneto sono condivise anche dalle altre regioni? Sì. Totalmente, Sì, quindi sì. all'unanimità. Sono le linee guida delle regioni.
Poi volevo chiederle, ci sono aggiornamenti per la questione della neonatologia di Verona? Guardate, lì è una situazione complicata, anche perché, cito spannometricamente, quindi prendete i dati, è una situazione che noi abbiamo appreso giovedì scorso, giovedì sera, non ne sapevamo nulla. È un'infezione ospedaliera, è un'infezione di un batterio peraltro che è un batterio che non usualmente si presenta nelle infezioni ospedaliere, e quando arriva è un batterio complicato, da quello che ho letto. Stiamo parlando del primo caso a novembre 2018, correggimi se sbaglio stiamo parlando del primo caso a novembre 2018, stiamo parlando poi di altri casi nel 19, se non ricordo male marzo 2019, stiamo parlando ci hanno scritto sanificazioni fatte e operazioni fatte nel frattempo. Adesso cercheremo con le commissioni di capire quali saranno le sanificazioni, quali saranno le attività, e quindi poi si arriva a un consuntivo. Il 2020 è stata una costellazione purtroppo di decessi e di bimbi che si sono ammalati, che sono stati aggrediti da questo batterio. Dottor Cobello ha nominato una commissione di esperti autorevole. Io ho chiesto al dottor Mantoan, ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, in maniera assolutamente rispettosa, senza voler fare giustizialismo, ma che provveda a nominare un ulteriore gruppo di lavoro, diciamo di standing nazionale se non internazionale. Adesso vedremo quali saranno i professionisti, insomma, di igiene, di medicina legale e quant'altro, perché è bene che si chiarisca fino in fondo tutto quello che è accaduto nell'interesse dei genitori, delle famiglie e di questi bimbi, e ovviamente anche per capire questa infezione ospedaliera che storia ha e che evoluzione ha avuto e avrà. Sapete, ci sono poi dei contatti, ho letto la relazione, quella micro relazione che per adesso abbiamo, che sono 2 cartelle. Si parla di un bimbo inviato da San Bonifacio, quindi la domanda che io faccio: ma San Bonifacio aveva il batterio o il bimbo si è infettato a Verona? Questa è una domanda che faccio. Si parla di un altro ospedale, Villafranca, ma non si capisce bene se il bimbo arriva infettato o si infetta. C'è la prima bimba purtroppo che è deceduta, dove la diagnosi è stata fatta al Meyer di Firenze e poi la bimba è stata portata al Gaslini di Genova. Insomma, guardate, è una situazione complicata e noi abbiamo avuto informazioni di questo giovedì. Tanto la persona mi ha parlato e mi ha detto: c'è un problema, devo parlarti. È venuta fuori questa storia. Non compete a noi, è ovvio che non compete a noi sapere se c'è l'infezione o quant'altro, però si protrae da un po' troppo tempo, nel senso che dal 2018 vogliamo capire anche l'evoluzione e le attività che sono state fatte. Fermo restando che è un batterio insidioso, molto insidioso. Allora, volevo capire una cosa: queste linee guida sulla scuola, quindi devono essere oggetto di un recepimento da parte del governo, quindi potrebbero non essere queste, non sono definitive? Diciamo che al 90% sono già condivise. Tutto questo tema della mascherina sì, no, è ancora oggetto di trattativa? Sì, loro hanno l'incontro anche domani, ma insomma, considerate che sono le linee guida delle regioni. Argomentare contro queste linee bisogna argomentare con argomenti solidi, perché dietro le nostre linee guida ci sono i dipartimenti di prevenzione, cioè non è che ce le siamo fatte noi tra amministratori. Ok, poi volevo fare una domanda un po' più tecnica su quello che riguarda le discoteche. Sì. Cioè, la leggo come mi è stata posta, i locali all'aperto è confermato che potranno far ballare i clienti da questo venerdì 19 giugno, a distanza, come previsto dall'ordinanza 2 metri, no? del 13? 2 metri. Sì, 2 metri. E pista all'esterno. Niente ballo di contatto. Il latinoamericano, tutti si iscrivono al latinoamericano. No, ballo di coppia, ecco, sì. Ok, quindi confermate le regole e le linee guida del... Sì, assolutamente sì. Ok, grazie. Prego. Collega TGR. Sì, volevo, forse mi è sfuggito, ma per le linee guida che riguardano la scuola,
che succede per l'infanzia, la scuola di infanzia? Perché lì ovviamente per i bambini dai 3 ai 6 anni la situazione non è governabile come dalle elementari in su, e quindi pensare ai distanziamenti, pensare a misure in qualche modo che si possono mettere in cantiere per le altre situazioni è molto complicato. Ma sai, al momento noi abbiamo le linee guida che sono quelle 03 e successivi anni, sono quelle del numero di operatori e la gestione dei bimbi, cioè sono in quelle linee guida, quelle dei centri estivi. Cioè se noi domani mattina aprissimo, cioè domani mattina, quindi con questa situazione epidemiologica, applichiamo quelle linee guida che possiamo farti avere dopo. Queste valgono per le materne, sì. Rimangono fuori 03. Valgono le materne, Sì, ma la scuola dell'infanzia. rimane fuori l'asilo. Ancora Tosato. Sì, io avevo un dettaglio su una domanda che è arrivata e poi volevo tornare un attimo sul discorso dell'autonomia. Il dettaglio è questo: ci segnalano questa storia delle piscine condominiali nei luoghi turistici. Sembra che i gestori abbiano chiesto l'autocertificazione a quelli che vogliono farne uso e che abbiano fatto presente che occorre un registro delle presenze. È corretta questa procedura? Sì, cioè perché allora la piscina condominiale sopra le 9 unità non sono, le 9 unità prevede una sorta di regolamento con la nomina di un responsabile della sorveglianza, però poi insomma capite che poi c'è una gestione, insomma, con l'amministratore di condominio mettono in piedi una gestione. Cioè... Comunque insomma come procedura è corretta. Sapete, cioè, delle due l'una, o codifichiamo tutto e complichiamo la vita, oppure lasciamo che ci si organizzi partendo dalle linee guida, insomma, ma se si complicano la vita allora torniamo al centro, cioè io non so cosa farci. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, la domanda riguardava il fatto. Nel senso che qualcuno interpreta le linee guida in maniera più restrittiva di un regolamento restrittivo. Cioè, comunque mi sembra che sia previsto questo. Insomma. Ma sì, ma cioè non... è gestibile la piscina, dai. È gestibile. Tornando sul discorso dell'autonomia, allora, un suo assessore, che si chiama Roberto Marcato, non fa mistero, l'ha dichiarato più volte, l'ha detto anche a Salvini, ci ha detto l'altra sera, che lui sarebbe favorevole a che la Lega corresse da sola. E, come dire, lui giustifica questo atteggiamento con una considerazione, cioè dice Fratelli d'Italia, che in questo momento potrebbe sembrare il partner più significativo, quello più accreditato dai sondaggi, quello emergente, è erede di una legittima tradizione centralista, statalista, che vede il primato assoluto dello Stato rispetto ai territori. La Lega ha una cultura, una sensibilità e un percorso antitetico. È evidente che noi per spingere sull'autonomia ci ritroveremo questi partner nel migliore dei casi recalcitranti, ma spesso anche su posizioni contrarie, e non si capisce perché dobbiamo allearci con loro. Allora, il dubbio malizioso è che questo preambolo sull'autonomia, nel senso che sottoscrivete l'adesione e la richiesta al programma dell'autonomia, oppure non ci sarà spazio per voi nella coalizione, sia un modo, come dire, sia un modo astuto per farsi dire di no e per correre da soli. Ma guardate, ormai è assodato che io ho scritto il famoso contratto per l'autonomia, no? Ce ne sono due copie, una ce l'ho io e l'altra ce l'ha Salvini, che incontra i tavoli a livello nazionale, e vale per tutte le regioni, perché se credi nell'autonomia, credi nell'applicazione del titolo quinto del 2001, credi nell'applicazione della Costituzione. L'autonomia è Costituzione, lo dico a quelli che magari si sentono più italiani di altri, che sventolano tutti in ogni istante, cantano l'inno d'Italia, sventolano il tricolore,
ma vorrei ricordare che l'autonomia fa parte della Costituzione. Non è che c'è chi ha la patente di italianità e quelli che pensano all'autonomia sono un'altra roba. Punto. Dico che il documento non è assolutamente una provocazione, è un resumé del pregresso con delle soluzioni, degli impegni finali. Quando decideremo di renderlo pubblico capirete che non è infirmabile. Guarda, se io lo mettessi sopra questo tavolo me lo firmate tutti, a prescindere dal vostro pensiero politico, che siate di destra, di sinistra, di su, di giù, cioè è firmabile, è un fatto di buon senso e di rispetto della Costituzione. Sapete, quando ti scotti con l'acqua calda poi hai paura anche di quella fredda. E siccome sono già passati quasi 1000 giorni dal referendum, 900 e quanti? È Antena 3 che fa il conto tutti i giorni. Però sei impreparato, non va bene. Contali. Tra i 950 e i 1000. Comincia a contarli. Dal 22 ottobre 2017 ad oggi, quindi sono quasi 1 migliaio di giornate, e penso che sia più che sufficiente e che ci legittimi a portare un documento al tavolo, no? E quindi il mercato immagino si riferisse al fatto, cioè desse come diciamo sottointeso che dietro quelle dichiarazioni c'era comunque il tema del contratto per l'autonomia. Vanza. Presidente, tornando invece alle riaperture e al ritorno alla normalità, voi avete fatto le linee guida per le scuole, però le università continueranno online fino a gennaio, riprenderanno da gennaio 2021, creando anche tutta una serie di ripercussioni su tutto il mondo economico che ruota attorno alle università. Certo. I bar, le tavole calde, le copisterie, le cartolerie, eccetera. Dall'altro lato, sempre legato alla scuola, c'è il tema dei trasporti, che avete già affrontato ma che non è stato ancora risolto, e c'è il fatto che anche con il nuovo orario ferroviario alcuni treni non sono stati ripristinati, quindi la gente è tornata a lavorare, tantissimi sono tornati sul posto di lavoro, quindi non ci sono solo lavoratori in smart working, però anche dal punto di vista ferroviario dei trasporti ci sono grossissime difficoltà. Messa tutta assieme, secondo lei quando è che si potrà tornare a una situazione, non dico anti-Covid al 100%, però insomma fare in modo che la gente possa vivere? Alda, guarda, rispetto alle linee guida e ai DPCM le università possono aprire anche domani mattina. Cioè, nel senso che gli esami si possono fare, e poi io rispetto la scelta dell'università, non mi permetto di fare ingressi a gamba tesa, però sono scelte dell'università, perché magari qualcuno ci scrive e ci dice ma voi dovete fare l'ordinanza per poter fare gli esami fisicamente e non in maniera virtuale, ma si possono fare, non c'è nessun divieto. E io spero che si apra l'anno accademico in maniera analogica, non in maniera digitale, cioè che l'anno accademico 2020-2021 sia un anno accademico anche a Treviso, con il corso di laurea in medicina e chirurgia, lo si farà con la presenza fisica. L'assessore De Berti, che è diventata il mastino di Trenitalia, io dico ogni tanto che varrebbe la pena anche che cominci a zannare, sta seguendo sta partita dei treni. Sulla partita dei treni siamo fortemente preoccupati. Il trasporto pubblico in generale ci preoccupa. Ripeto, io resto convinto che debbano essere modificate le linee guida. Ho sollecitato per iscritto, si porti la mascherina e si tolga questo vincolo del dimezzamento dei posti sul trasporto pubblico. Però è vero che alcune corse non le hanno ripristinate e onestamente non è giustificabile. Io non vorrei che vogliano recuperare i fatturati persi del lockdown, diciamo, tirando sulle corse. Quindi noi siamo a chiedere assolutamente che si attivi lo status quo rispetto al giugno dell'anno scorso. I giorni sono 969, Presidente. Grazie mille, grazie Fois. Ecco, ricordatelo, quasi 1000 giorni. Oggi è il 117° giorno, lo dicono quelli che si preoccupano di quanti giorni siamo qui. Altre domande o chiudiamo? Grazie, vi consegniamo allora le linee guida
E domani, lo dico soprattutto a chi è a casa, magari a bimbi, la professoressa D'Adalto. E scusi, le case di riposo invece quando le linee guida? Noi contavamo di chiuderle oggi, onestamente. Considerate che abbiamo avuto più dispendio di tempo, perché non sono solo case di riposo, sono anche i centri per disabili, c'è i centri di accoglienza, insomma tutto quello che è un mondo della fragilità, definiamolo così. L'accenno ai tagli era una difesa del turismo riguardo i treni? Sì, treni. Ma ovviamente anche la gomma deve ripristinare tutto, però oggi il vero tema sono i treni, perché io ho molti pendolari che la sera non trovano ad esempio i Venezia-Udine. Il punto è che c'è gente che magari lavora a Venezia o va a Venezia e deve tornare a casa, l'ultimo treno è delle 21, quando fino a pre-Covid era alle 23, questi non sanno più come tornare a casa. Però è Trenitalia, se si chiamasse Treni Veneto allora sarebbe un'altra roba. Buon lavoro, grazie. Angelo, ma Curzio che fine aveva fatto nella vita? Non so. Non l'ho visto io. Ma lavora ancora? Ah, sì. Dunque, così il governatore Luca Zaia sui temi caldi. Ne approfittiamo prima di collegarci anche con la CGIL per alcune domande, la possibilità vostra di intervenire. C'è Matteo Salvini in diretta adesso al Senato, lo ascoltiamo insieme, vediamo il suo intervento. Ultima proposta, il 1° luglio si abbassa ed è una questione economica ma anche culturale e di libertà. Dal 1° luglio chi paga in contanti un bene acquistato con più di 2.000 euro rischia una multa fino a 50.000 euro. Anche su questo chiedo al governo, è l'ultimo, chiedo al governo di copiare la Germania per motivi economici e culturali. Impedire a un cittadino italiano, a un cittadino straniero, di spendere come vuole, dove vuole e quando vuole i suoi soldi è una follia. In Germania non esiste alcun limite di spesa in contanti. Rilanciamo l'economia, modello Genova o modello CGIL. Io preferisco l'Italia che cresce e che lavora. Buon lavoro Presidente del Consiglio e torni ai suoi aperitivi in villa. Noi l'aspettiamo qua. Così dunque avete visto e sentito il senatore Matteo Salvini, leader della Lega. Abbiamo ascoltato l'ultima parte del suo intervento duro sul fronte delle proposte. L'aveva annunciato con una serie di emendamenti e di idee che la Lega avrebbe portato in questa giornata nel confronto in aula con il Presidente del Consiglio. Dunque abbiamo ricordato al nostro Filippo Fois i 969 giorni, eccoli qua di nuovo in grafica grazie alla regia. Da adesso in questa parte ormai quasi finale, speriamo davvero, di emergenza coronavirus, torniamo anche noi a ufficializzare il conteggio, quindi siamo vicini ai 1000 giorni dall'inizio, dal voto dell'ottobre del 2017. E quindi, ecco, scusate che rispondo appunto a Filippo Fois perché ci colleghiamo con lui e facciamo un riepilogo di quanto detto sin qui. È stato proprio Filippo a fare la domanda sulla polemica di questi giorni e le ciliegie. Dunque in Veneto 4 nuovi casi e 5 decessi in 24 ore, scendono i ricoverati meno 14 ed è invariata la situazione per quanto riguarda le intensive. Così rispondiamo anche all'onorevole De Carlo, vediamo se riusciamo ad ascoltare anche lui nel corso di questa ultima parte della straordinaria. Ma ripeto, tra poco saremo insieme alla CGIL, i pensionati, con Paolino Barbiero, Valentina Durante del Patronato Inca per rispondere anche alle vostre domande. Quindi Tony e Andrea, appena possibile mettiamo anche in grafica il numero di telefono, vi chiederei, così possono intervenire per fare le domande ai nostri telespettatori da casa, perché è un momento sempre molto utile per avere immediata corrispondenza di dubbi e domande. Virus, il giorno più nero del Brasile, registrati quasi 35.000 nuovi contagi
in 24 ore, è un numero incredibile, davvero. Conte parla alla Camera, come vi dicevamo, quindi stamattina alla Camera e poi alle 11.30 al Senato. Serve coesione nazionale per superare le sfide dell'Unione Europea, ma la Lega ha lasciato l'Aula. E poi invece avete visto al Senato la replica di Matteo Salvini, abbiamo ascoltato l'ultima parte. Il super ecobonus al 110%, ma conviene davvero? Le domande cui cerca di dare risposta il Corriere di oggi. La scuola riapre con la maturità, Lazzolina il ministro da 1° settembre i recuperi, gli studenti in classe a partire dal 14, come avete visto e sentito dal Presidente della Regione Luca Zaia, che ha citato anche le distanze appunto da banco a banco nei confronti dei docenti e il fatto che in aula non si debba tenere la mascherina, dice appunto Luca Zaia. Allora, prima di ricollegarci con Filippo Fois, vi faccio vedere quella che è la richiesta da parte delle 11 categorie, come detto stamattina: Casartigiani Veneto, la CIA, la CNA, la Coldiretti, la Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confturismo e Unioncamere, che hanno le priorità, hanno informato delle proprie priorità il governatore Zaia. Presidente, presenti le nostre istanze al tavolo del governo. Questo recita appunto il comunicato che vedete ora nel nostro schermo, nel vostro teleschermo, e che appunto sono quelle categorie che hanno scritto al Presidente Luca Zaia. Dunque saluto e ringrazio Valentina Durante del Patronato Inca, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. E Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL pensionati a Treviso. Buongiorno Paolino. Buongiorno. Allora, che temi abbiamo oggi? Bonus, servizi sociali, la 14ª credo, no? Che riguarda il mondo dei pensionati, e tutte le altre richieste ovviamente che arriveranno allo 0422 16 26 764. Buongiorno Barbiero, che diciamo? Innanzitutto vorrei fare una considerazione sulle battute che continua a fare Salvini. Prima ho sentito il servizio dove diceva che alla fine loro fanno una serie di scelte e non dipendono, cioè ogni volta attacca sempre la CGIL. Allora io credo che Salvini e la Lega devono fare opposizione e la facciano nel merito. La CGIL sta ponendo dei temi al governo e tra l'altro tutti i temi che stiamo ponendo, specialmente quelli del lavoro, sono quelli che spesso Salvini cita, no? E sono quelli dove abbiamo in questi 3 mesi lavorato per far estendere la cassa integrazione, per fare in modo che venga pagata correttamente sapendo che c'erano fondi diversi, quindi non è stato facile metterli insieme, che ci sono ancora dei residui purtroppo di persone che stanno attendendo i soldi, e in più c'è stato un allargamento della maglia dei bonus che è andata a sostenere il reddito di tutti, del lavoro dipendenti, dei pensionati su alcuni versanti, ma anche del lavoratore autonomo e degli imprenditori, molti dei quali tra l'altro ne hanno anche approfittato, nel senso che hanno preso i benefici senza averne la necessità assoluta. Purtroppo si sa, quando si fanno misure generali succede anche questo. Quindi appunto l'invito è quello che ognuno faccia il suo lavoro, lo faccia bene senza denigrare gli altri, perché in questa fase c'è bisogno di far crescere la coesione sociale all'interno del popolo italiano, perché appunto le situazioni sono ancora gravi, il pericolo è ancora dietro l'angolo, come dice Zaia ogni giorno, dobbiamo stare attenti, bisogna anche guardare con attenzione alle riaperture che hanno fatto, perché insomma io che giro non dappertutto le distanze vengono mantenute correttamente, perché poi abbiamo visto che basta un caso per mettere in quarantena 50-60 persone, quindi io starei molto prudente, lavorerei sui contenuti, ci sono gli stati generali, potranno anche servire poco, ma siccome ognuno ha scritto la sua lista dei desideri, anche noi abbiamo fatto la nostra, speriamo che il governo assieme all'opposizione nel dibattito parlamentare sia in grado di fare la sintesi giusta, sapendo che alla fine bisogna trovare Barbiero,
Abbiamo iniziato qualche minuto prima, abbiamo già anche telefonate da casa, quindi le sentiamo. Però prima vorrei, Filippo Fois da Venezia con Sandro Ponchio. Filippo, ti sei appuntato tutta una serie di cose, le domande tue molto importanti, i 969 giorni dell'autonomia, sei quello che ha parlato delle ciliegie, quindi insomma. Allora, che cosa ricordiamo un po' allora di questa mattina? Beh, diciamo la cosa principale forse riguarda questo documento che ci è stato appena consegnato. Il timbro è quello della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Queste sono le linee guida per le scuole per il prossimo anno scolastico. Ancora non sappiamo quando inizierà, se ne continua a discutere ed è un tema legato anche all'indizione delle elezioni. Però queste sono le linee guida che sono state preparate dal Veneto e dalle altre regioni, che presumibilmente in quelle che insomma che è la previsione un po' generale di tutti saranno quelle che verranno anche recepite dal Ministero dell'Istruzione e che quindi saranno osservate a partire da settembre, insomma a seconda di quando si partirà, poi la data esatta non c'è. Quindi varchi all'ingresso degli istituti con la misurazione della temperatura, l'igienizzazione delle mani, la mascherina che dovrà essere portata fino al banchi che saranno a 2 metri di distanza. Durante le lezioni invece la si potrà togliere, e poi anche la ricreazione è uno dei talloni d'Achille, soprattutto per i bambini, per gli studenti più piccoli, che potrebbero anche, soprattutto diceva Zaia, nel momento in cui ci sarà brutto tempo, tenersi all'interno delle classi e quindi non nei corridoi, ecco, dove potrebbero crearsi degli assembramenti. Bene. Filippo, grazie davvero. Se hai altro da aggiungere? Beh, c'è tutta la partita, quella che riguarda le elezioni delle prossime elezioni regionali, che tiene banco, ma lì abbiamo visto che il cantiere pare abbastanza aperto e anche le posizioni all'interno della stessa Lega siano, diciamo, un po' diverse. Esatto, vedremo sul fronte della politica una ciliegia tira l'altra, insomma, quindi una novità dietro l'altra. Va bene, grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Alle 14:20, poco meno di un'ora, avremo anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, onorevole Luca De Carlo, che si collegherà con noi, quindi particolarmente interessante su questo fronte. Allora, Paolino Barbiero, Valentina Durante, sentiamo una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io mi chiamo Roberto, telefono da un Edifonte, ho 38 anni. Sì. Semplicemente volevo chiedere questo. Io anni fa ho fatto l'università, ho maturato 5 anni di università e volevo chiedervi per il riconoscimento, però mi scuso se erro con il termine, riconoscimento degli anni universitari però agevolati. Volevo chiedervi, siccome l'importo è anche molto sostanzioso, se voi lo consigliate, come consigliate di procedere, cosa consigliate di fare? Fare il riconoscimento ordinario, fare questo riconoscimento agevolato che era stato introdotto, credo, meno di un anno fa. Sì, se perché non erro dovrebbero essere 220 euro al mese. per riscattare gli anni, no? Quello intende. Esatto. Allora Roberto, non so se il tema Valentina o Paolino Barbiero vogliono dire qualcosa. Ecco, Valentina allora, prego Valentina. Grazie Roberto, buona giornata. Buona giornata. Allora niente, il telespettatore fa riferimento alla possibilità di riscattare gli anni di laurea, gli anni universitari. Sicuramente c'è la possibilità, l'anno scorso è stata introdotta appunto una misura, una normativa nuova che fa riferimento alla possibilità di pagare, quindi di riscattare questa contribuzione e di farla valere a tutti gli effetti ai fini pensionistici in forma agevolata, quindi pagando una somma inferiore a quella che era prevista con la normativa previgente, e dare però nello specifico una consulenza rispetto al consiglio di pagare o meno, di presentare o meno questa domanda diventa difficile, nel senso che avremo bisogno di ulteriori dati, di verificare la posizione assicurativa del soggetto, e quindi sicuramente la invitiamo a prendere un appuntamento nelle nostre sedi per andare a fare una consulenza legata proprio alla posizione appunto del lavoratore o del cittadino che ha chiamato, quello sicuramente. Comunque c'è la possibilità. Perfetto, però era particolarmente oneroso, no? È una delle cose che si diceva.
Sì, era particolarmente oneroso perché di fatto sì, assolutamente sì, andava ad incidere sul reddito che percepiva il richiedente, il lavoratore, appunto il soggetto che faceva la richiesta all'INPS, e su una serie di altri punti, insomma, che venivano presi in considerazione per calcolare l'onere di questo riscatto. Varia, ecco, non è che c'è una somma definita, varia in base appunto del cittadino che fa la richiesta, per cui sicuramente è una situazione da valutare nello specifico, persona per persona. Certo, va bene, grazie Valentina Durante. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno dottor Avarino, sono Giusy. Giusy, mitica, come va? Speriamo bene, anche con questo virus qua, perché se siamo asintomatici, si dura. Infatti. E ora ieri, dottor Barbiero, sono andata a Roncade a fare 7:30, mio e mio marito. Mi abito a Dosson. E che ho fatto il 7:30 anche a mio fratello che è dentro in casa di riposo a Roncade. Non so che se posso agevolarlo per chi che sia appunto in casa di riposo con invalidità civile a fare 7:30, che solo per spese e servizi di medicina, di medici che le hanno fatto, ha pagato 72 euro. Ho pagato 72 euro, mi sembra troppo per uno che è dentro in casa di riposo. No, perché io sono tesserata. E mio marito no, abbiamo pagato in tutto 107 euro. 107. Io sono tesserata, ma mio fratello in casa di riposo, insomma, va a pagare 72 euro, non avendo dato giù che ha terreni, case e tutto, solo per spese mediche e servizi, mi sembra troppo, insomma, dottor Paolino. Anzi, ieri avevo provato a chiamarlo, ma la segretaria mi ha detto che era occupato, va bene. Aspettavo oggi veramente, per quello c'è Antena 3, signora, vedi? Ed è venuto qui giusto per me. La ringrazio, mi può dare una spiegazione? Grazie Giusy, buona giornata. Buongiorno, prego Paolino Barbiero. Allora, la spiegazione è molto semplice. Noi abbiamo due tariffe: la tariffa per gli iscritti, che sono come base 35 euro più IVA, poi se ci sono altre aggiunte al 7,30 ci sono delle piccole quote, e la tariffa di 72 euro per i non iscritti. Chiaramente uno in casa di riposo, se vuole, può comunque iscriversi, non è un obbligo, anche perché magari l'iscrizione gli costa 20 euro all'anno, perché se ha pensioni basse costa anche poco. Quindi il consiglio che diamo noi, poi abbiamo questa differenziazione, perché agli iscritti diamo un'agevolazione e al non iscritto c'è quella quota che è comunque più bassa, quella che fanno i professionisti in giro, e in più siamo anche assicurati, nel senso che rispondiamo su tutti gli eventuali errori che facciamo nella dichiarazione. Poi dopo sembra così tutto facile quando si fa una dichiarazione di redditi, ma il problema non è quello del tempo che la persona sta là per farla, è tutta l'elaborazione che va fatta. Per esempio, chi sta in casa di riposo può detrarre la retta, e qui colgo l'occasione per ricordare che purtroppo nel Veneto non c'è una normativa uniforme che stabilisce quanto della retta si può detrarre, diversamente da una regione vicina che si chiama Emilia Romagna, dove è stato stabilito che si può detrarre il 50% della retta. Qui invece ogni casa di riposo, sulla base di criteri molto stravaganti, stabilisce una quota, e ci sono situazioni dove si può portare in detrazione il 10% e in alcuni casi si arriva anche sopra il 50%. Tanto è vero che ricordo che noi alla fine del 2019 abbiamo consegnato 10.000 firme al governatore Zaia per fare questa cosa, e sarebbe utile farla, perché appunto si parla tanto di autonomia e questa richiesta che facciamo noi non ha bisogno di nessun avallo del governo centrale, lo può fare facendo un accordo con l'Agenzia delle Entrate e con la regione. Come però ormai prima del voto è dura, no, Paolino Barbiero? Quante volte ne abbiamo parlato? No? È sempre tutto duro prima del voto, però questo sarebbe un vantaggio per 35.000 persone. Penso che se la signora, se potesse detrarre il 50% della retta al posto del 15-20% che quello credo avviene nella casa di riposo di Roncade, ricordo anche che in alcuni casi di riposo non fanno neanche il certificato per fare la detrazione, gli conviene molto di più questo, e questa battaglia noi la facciamo sostenuta dagli iscritti, per cui come vedete
il cerchio si chiude, noi abbiamo gli iscritti, abbiamo la rappresentanza, facciamo le battaglie per avere poi agevolazioni che sono di carattere generale. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Andrea da Castelfranco Veneto. Andrea, prego. Niente, io volevo chiedere, io sono un invalido civile al 99%, cioè si è parlato di tanti, però vivere con 292 per l'esattezza euro al mese cioè è molto difficile, anche pagandosi qualche farmaco perché non rientra dentro le esenzioni. Volevo sapere se c'era qualcosa anche per noi invalidi, perché parlano di tutti, parlano di questo di l'altro, però c'è gente che con 290 euro deve vivere e pagarsi anche certi farmaci, insomma. Esatto. Altro reddito. Chiede Paolino Barbiero se ha qualche altro reddito. Oppure se c'è qualche, perché tanti parlano... No, lei Andrea. Sì. Cioè lei Andrea ha qualche altro reddito? No, io sono invalido civile e basta. Paolino Barbiero? Qualche altra domanda? No, facciamola... Vai tu. Sì, no, io consiglierei più che altro al signore di fare una verifica anche a livello contributivo per verificare se eventualmente c'è la possibilità di chiedere un ulteriore sostegno da parte dell'INPS, che potrebbe essere l'assegno ordinario di invalidità. È sicuramente un istituto che prevede determinati requisiti, però insomma voglio dire, fare una valutazione del caso specifico e vedere se nella posizione, nella storia di questo signore c'è la possibilità di chiedere qualcos'altro anche a livello contributivo, secondo me vale la pena di fare, insomma, oltre all'invalidità civile di cui già è titolare, che già percepisce come assegno. Adesso non so, è pensionato, riceve altri... No, mi sembra di aver capito che non riceve altri redditi lui, soltanto l'invalidità civile. Così ci ha detto almeno, adesso credo che Andrea non sia più collegato con noi, ma insomma quindi no, il consiglio è rivolgersi alle nostre sedi appunto per verificare se c'è la possibilità, non tanto come da ultimo decreto Cura Italia piuttosto che decreto rilancio, bonus, indennità varie, ma proprio la possibilità di richiedere un'assistenza in più rispetto alla sua storia anche contributiva, voglio dire, quindi una prestazione magari più da parte dell'INPS se non è mai stata fatta questa verifica. Va bene, Paolino Barbiero, noi abbiamo scritto anche 14ª nel titolo, questa è una cosa importante, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo intanto ricordare che in Veneto a luglio saranno 265.000 i pensionati che riceveranno la 14ª, quindi 1 su 5, e dobbiamo ricordare che sono cifre nette perché è stata proprio una conquista che il sindacato ha fatto ancora nel 2007. Allora c'era Cesare Damiano, ministro del lavoro, ed è stata messa proprio a luglio per evitare di andare dentro ai mesi, perché sennò subiva la trattenuta IRPEF. Quindi sono cifre nette. 165.000 sono quelli che hanno questa 14ª già dal 2007. E sostanzialmente sono tutti quelli che hanno una pensione annuale che non supera i 10.043 euro, quindi 750 euro al mese, e sostanzialmente percepiscono dai 436 chi ha versato meno contributi fino ai 655 chi ne ha versati di più di 35 anni. Poi l'altro scaglione è quello che appunto è entrato nel 2017 e sono tutti quelli che hanno il limite fino a 13.400 euro, quindi poco più di 1.000 euro al mese, e qui la cifra è leggermente più bassa perché parte dai 336 e va ai 504. Sono cifre importanti e che servono proprio in questa fase, anche per le situazioni familiari dove ci sono state contrazioni del reddito. Ricordo a tutti che questa cifra per prenderla bisogna avere compiuto i 64 anni, oppure si prende quota parte se si compie i 64 anni nel corso del 2020, che l'INPS la fa in automatico, ma come sempre ci possono essere dei refusi, quindi è bene che uno controlli la sua pensione, che veda se è sotto appunto i 10.000 lordi o i 13.400,
che verifichi se ha 64 anni e se non la vede si rivolga a noi, ci chiama o viene nelle sedi CGIL e vediamo di mettere a posto queste questioni. Perché abbiamo visto che nel passato ci sono stati parecchi casi di persone che ne avevano diritto e non l'hanno percepita. Basta una semplice domanda e l'INPS la mette a fuoco subito. Per fare una verifica, no? È sparita la telefonata, non so se ne abbiamo ancora in attesa, allora se no teniamo... Aspettiamo ancora qualche altro istante. Valentina Durante, invece, poi dobbiamo parlare anche di bonus. Cosa ricordiamo che è importante che i nostri telespettatori sappiano? Allora, sì, agganciandomi un attimo all'ultima telefonata del signor Andrea, se non sbaglio, volevo porre l'attenzione sul fatto che quindi eventualmente potrebbe provare anche lui a fare la richiesta, c'è la possibilità di richiedere il reddito di emergenza, che è questa novità che è stata istituita appunto con il decreto rilancio, ed è una misura straordinaria di sostegno al reddito riconosciuta in maniera particolare ai nuclei familiari che hanno particolari condizioni di necessità economica. È importante sottolineare che questa misura aveva inizialmente una scadenza nel mese di giugno, quindi 30 giugno, ad oggi di fatto però è stata prorogata al 31 di luglio, quindi tutti i soggetti che hanno i requisiti per rientrare in questa misura e fare appunto la domanda hanno la possibilità di richiederlo fino al 31 di luglio. L'ammontare di questa indennità, diciamo, è un importo che è determinato dai 400 agli 800 euro e viene erogato in 2 tranche distinte, insomma, può aumentare fino a 840 euro se ci sono soggetti appunto disabili o inabili all'interno del nucleo familiare, come potrebbe essere magari il caso del signore di prima. I requisiti per accedere al reddito di emergenza sono innanzitutto la residenza in Italia da parte del richiedente che fa appunto la richiesta, avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro, quindi prima di inoltrare la domanda all'INPS in maniera autonoma o attraverso l'aiuto dei patronati è necessario essere in possesso di un ISEE valido con un importo inferiore ai 15.000 euro. E all'interno del nucleo familiare non devono esserci soggetti con titolari di reddito da pensione, ad esclusione appunto dell'assegno ordinario di invalidità, soggetti che percepiscono già il reddito di cittadinanza oppure che hanno percepito in questi mesi le varie indennità Covid, i famosi bonus, insomma, dei 600 euro. È importante ricordare appunto che questa richiesta, che questa possibilità scade ad oggi al 31 di luglio, quindi di fatto si è prorogata per un mese. 31 luglio, quindi scadenza per la richiesta. Esatto, era 30 giugno, oggi invece è 31 di luglio. E un'altra indennità appunto da sottolineare che è stata... Aspetti Valentina, teniamola per dopo la telefonata, perché ce n'è una in attesa da un po'. Se la sentiamo poi torniamo alle altre possibilità. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, io vi sto guardando per la televisione. Scusatemi se esco un attimo dal tema che mi sembra della giornata, ma avete pubblicato 960 giorni alla scadenza di cosa? Io lo so, preciso, io lo so di cosa. Quanti giorni mancano alla chiusura? Entro quel termine del completamento dei giorni, sono 1023 mi sembra, no? Qualcosa del genere. Cosa dovrebbe succedere? Appunto, quello che ci aspettiamo. Allora, no, guardi, quello è il counter famoso. No. Ecco, non mi fa dire una cosa, perché sennò non ci capiamo. Quel counter che lei vede, che era quello che appunto solo le nostre TV avevano messo in onda, che cita il governatore Zaia, e sono i giorni passati dal referendum sull'autonomia, senza che l'autonomia di fatto sia arrivata, no? Una cosa che è stata richiesta dal 98%, 90 e passa per cento dei cittadini in questa regione. Qual è la sua domanda che non ho mica ben capito? No, non c'è domanda. Che spiegate, la gente vede quel 960 oggi e non capisce a cosa serve
quando è arrivato a compimento, mi sembra 1023 giorni. Ma cosa c'è questo 1023? Non ho mica... Allora, scusi un attimo, c'è scritto autonomia 969 giorni in attesa del governo. Come, cioè, secondo me è chiaro, dopodiché... No, c'è una scadenza dopo l'esito del referendum, ha un periodo di tempo entro il quale il governo deve rispondere per Costituzione. Ma no, ma è un'altra cosa. Sì, ho capito. Dico io, scade verso il 1023 giorni, entro il quale ma il è governo un'altra deve dare una cosa, risposta. è la proposta la proposta, cosa dice Barbiero? Che sia aperto il confronto col governo. No, il confronto sia aperto, certo. Lei dice poi stia producendo poco, ma il confronto è aperto. Sì, nel senso che certo, entro la scadenza che ricorda questo nostro telespettatore, comunque è già iniziato questo confronto, il passaggio di carte, sì certo, ho capito cosa intende. Adesso sono riuscito... Cosa dovrebbe succedere entro sto famoso, se io dico la cifra giusta, 1023, sì. Cosa dovrebbe succedere dopo se non succede perché niente? Quel limite era il limite massimo per aprire il confronto col governo dopo il referendum. Sì, e se non si apre il confronto? Non c'è più quella scadenza, capisce cosa le diciamo? È aperto il confronto. Non c'è quella scadenza che lei cita perché il confronto si è aperto, già allora. Ecco, quello che volevo chiedere io è, facciamo il famoso 1023, se non succede niente decade tutto e il referendum è stato fatto per No, le abbiamo detto l'esatto contrario. Comunque va bene, grazie, questione interessante comunque che ha posto. Barbiero, voleva aggiungere qualcosa? Sì, allora, il confronto si è aperto subito, quindi quella scadenza del 2023 che citava non cade, non c'entra nulla, non c'è più perché il confronto c'è. Però... Dopo il 1023 ci sarà il 1024, il 1025, quindi la vita continua. Vabbè, questo mi è chiaro. Però ha visto, no, che ora torna di attualità, no? L'hanno messa già subito nel dibattito politico. È autonomia, e non arriva, è chiaro che qualcuno prima o dopo comincerà a chiedere conto. Autonomia qualcuno l'ha messa via, ho capito. Allora Valentina, che cosa voleva aggiungere poi di altri bonus che è utile che i nostri telespettatori conoscano? Sì, esatto. Allora, particolare attenzione vorrei porre al bonus all'indennità legata ai lavoratori domestici. È un'indennità per il mese di aprile e per il mese di maggio di 500 euro per ciascun mese, quindi di fatto appunto stiamo parlando di 1.000 euro totali. Per tutti quei lavoratori domestici, quindi le colf piuttosto appunto che le nostre badanti che stanno all'interno delle nostre famiglie, che hanno un contratto in essere il 23 di febbraio 2020, quindi insomma anche ad oggi, e con una durata superiore alle 10 ore settimanali e non devono essere conviventi con il datore di lavoro. Quindi oltre al fatto insomma di non essere pensionati e avere rapporti di lavoro diversi da quello domestico insomma in essere. È un'indennità appunto che si può chiedere, per il momento non ci sono scadenze, quindi di fatto insomma potete fare riferimento ai nostri sportelli, alle nostre sedi nel territorio per iniziare appunto le pratiche per procedere all'invio di questa domanda all'INPS, e si tratta appunto di 1.000 euro, 500 per aprile e 500 per maggio lavoratori domestici. Chiaro, grazie. Altri bonus. Sì, ecco, aspetti Valentina, bonus, ancora una telefonata sì. E torniamo da lei. Pronto, buongiorno. Io sono sempre al telefono. È lei signora, pronto? Sono sempre io, Anna. Anna, prego. Niente, io volevo sapere in base a come c'è scritto qua, se a mia figlia invalida al 100% dall'età di 4 anni, che io non sapevo niente, difatti dopo ho inoltrato domanda quando ne aveva già 14-15 per avere l'accompagnatoria e la pensione. Il fatto sta, da quella volta è sempre quello, non è aumentato di un centesimo, e adesso se c'è la possibilità, che vedo scritto 14esima o bonus per i pensionati di invalidità, o mi sbaglio? No, diciamo non c'entra l'invalidità nel nostro titolo, però adesso le rispondiamo che è importante. No, signora Anna mi io se c'entra. mi dice, esatto, perfetto. Anna mi dice quanti anni ha sua figlia, perché dice invalida quando ne aveva 4, a 14 anni ha iniziato a chiedere. E adesso da quanto prende l'accompagnatoria? L'accompagnatoria la prende.
l'accompagnatoria la prende che ha l'invalidità dall'ultima visita che ha fatto. Da quanti anni? Dal 92. Ah, 92. E non è mai cambiata, dice lei? È sempre quello, è sempre quello. Va bene. Paolino Barbiero, Valentina, avete qualche domanda per la signora Anna, in modo da capire un po' più? L'accompagnatoria è 516 euro, anni fa era meno di 500, ci sono stati aumenti in base a... Ho capito io, ma c'è stato anche aumento su tutto. Ho capito, ma... mia figlia paga le medicine. L'accompagnatoria aumenta con la stessa percentuale con cui vengono aumentate le pensioni. Sì, ma a 200 ne so quanti, 260, 262 di pensione. Però medicine, lei, a parte il Tegretol che prende, che magari devo pagare un ticket anche irrisorio, però tutto l'altro io devo pagare. Se ha un dolore mi serve una pomata, se ha un qualsiasi altra roba, soltanto il Tegretol mi passano, Certo. Perché anche come per esempio deve fare delle terapie. Una volta da San Benedetto al CEA, ma San Benedetto, insomma, facevano le terapie, massaggi o magari laser o cosa, perché alla spalla. Adesso ha difficoltà, signora, ho capito. No, adesso bisogna pagare. Certo. Adesso bisogna pagare. Anna, cioè che non bastino, su questo siamo d'accordo tutti, però le ha risposto dal punto di vista tecnico Paolino Barbiero intanto. Grazie Anna, un abbraccio grande, prego Paolino. Sono situazioni purtroppo drammatiche quelle della signora, però i limiti sia delle pensioni di invalidità sia dell'accompagnatoria aumentano di anno in anno in percentuale stabilita come per l'aumento delle pensioni. Tra l'altro, essendo basse, hanno sempre avuto gli aumenti anno su anno, diversamente dalle pensioni invece sopra i 1.500 euro che per 3 anni sono state anche bloccate. Poi chiaramente la cifra rispetto all'esigenza che ha la persona è molto bassa, però qua bisogna capire invece come può intervenire il comune con i propri servizi sociali. E l'altra cosa che stiamo tentando di portare a casa, ed era una delle discussioni che il governo aveva aperto e che poi ha abbandonato dopo che c'è stata la pandemia, era l'intervento sulla riduzione dei ticket, perché credo che convenga di più alla signora non tanto dare 5 euro in più sulla pensione, che non fanno mai male, ma evitare di avere tutte quelle spese sui ticket, perché poi sono delle volte anche spese variabili che possono aumentare in termini consistenti rispetto per esempio anche all'aggravarsi della situazione sanitaria su cui si deve intervenire. Va bene, allora c'è il tempo della pubblicità, quindi pochi istanti. Valentina, cosa voleva dire, così lo annunciamo per il dopo pubblicità, quale altro bonus? Sì, allora il decreto rilancio... No, quale bonus, di quale bonus parliamo dopo la pubblicità? Che bonus, cosa voleva dire? Lo spieghiamo dopo. Lavoratori domestici, lavoratori stagionali, intermittenti, tutti i nuovi bonus legati alla mensilità di maggio. Importantissimo, soprattutto anche gli stagionali come ha citato lei. Intanto aggiungo un ulteriore dato, poi andiamo in pubblicità, e c'è il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina che oggi dice da queste ore appunto è Covid free Cortina, questa è una notizia molto importante, l'ho annunciato via Facebook, è stata dura, ammette più dura di quanto immaginassi vedere soffrire il mio paese, era una Cortina nel pieno della stagione invernale, ricorda lanciata a 300 all'ora verso le finali di Coppa del Mondo di sci, eventi e manifestazioni, successi frutto di tanto e tanto lavoro, quella che si è dovuta fermare tutto ad un tratto. Così Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo. A tra poco con quanto annunciato adesso Valentina Durante e altre telefonate, vi aspettiamo. (14:02), torniamo in diretta insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. C'è già una telefonata in attesa, quindi Paolino Barbiero, Valentina Durante la sentiamo subito e poi diciamo quell'altra possibilità bonus, diciamo, per chi ci segue. Pronto? Pronto? Prego signora. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda veloce. Sì. Io ho 900 euro di pensione, posso avere il bonus, il secondo step, quello oltre... No, 10, aspetti, 12, lei ha 600 euro di pensione, ha detto? No, 900. E vuole accedere a cosa?
al bonus della pensione, la 14ª. Ah, quella che citavamo Posso poco averla? fa. Aspetti, signora, come si chiama lei, signora? Schiavò Maria Teresa. No, va bene, non importava. Maria Teresa, aspetti lì. Paolino Barbiero, ha bisogno di qualche altra domanda per capire? Quanti anni ha la signora e se sa quanti contributi ha versato? Quanti anni? Io ho 73 anni e ho versato più di 40 anni di contributi, sono andata proprio al massimo. Quindi lei è di sotto, contributi. lei è sotto i 13.300. Sì, ho 900 euro di pensione, viene 12, 9, Quindi 9, lei, 18, lei ha una 14ª di 504 euro. Ne ha diritto quindi? Sì, certo, perché è sotto. Io non l'ho mai avuta. Venga da noi. Pronto? Detta così, dove abita, signora? Io abito a Silea. Venga in sede qua a Treviso, che è quella più vicina, oppure va a Recapito a Silea, dove ci siamo noi, e verifichiamo, però insomma 900 euro moltiplicato 13 è sotto la soglia, quindi Ci sono, allora dovrei? credo di sì. Detta così, anche perché più aspetta possiamo recuperare anche un po' di arretrato, ma è bene che venga, che vediamo subito. Ecco, e voi dove siete? Oppure se vuole Silea? venire anche a Treviso, venga a Treviso in ufficio da noi. Sì, Via dove Dandolo. siete? Dove posso trovarvi? Treviso via Dandolo, dietro la stazione. Va bene. Grazie. C'è scritto qualcosa fuori? Sì, c'è scritto, è la sede della CGIL, lo vede, signora? Era del sindacato pensionati, c'è la Nadia Rossi, c'è l'Annunzia, che sono qui, ci sono io, se non sono in giro c'è l'amico Maurizio, quindi insomma, siamo qui. Va bene. Benissimo, grazie infinite. Grazie Maria Teresa, buona giornata. Allora Valentina, che altra possibilità Qui diciamo? Come? C'è un problema qui perché può anche, perché è capitato anche in altri casi, ti dicono la pensione e Bisogna poi vedere magari l'ordo netta, per bisogna esempio. vedere se ne ha un'altra, perché se la sua di 900 e magari ha la reversibilità o ha qualche altra integrazione, bisogna non scordarsi di sommare anche l'integrazione. Certo, questo Però per può esempio è anche un essere primo. che sia uno dei casi che dicevo prima, che non è stato regolato in modo automatico dall'INPS. Esatto. Conviene comunque fare un controllo. Infatti, Valentina? Sì, allora niente, volevo porre l'attenzione su un altro bonus che fa riferimento ai lavoratori del settore turismo e termale stagionali, oppure appunto i lavoratori in somministrazioni, quindi che hanno contratti legati alle agenzie interinali. Quindi la possibilità di ricevere per il mese di aprile 600 euro, per il mese di maggio 1000 euro, una domanda che va fatta sempre attraverso l'istituto, quindi l'INPS. Non viene erogato nulla di default, nel senso senza presentare alcun tipo di richiesta, ma appunto va presentata la domanda, e non bisogna essere titolari di indennità di NASPI, quindi della disoccupazione, al 19 di maggio, e fa riferimento a tutti quei lavoratori del settore turismo e termale, stagionali o in somministrazione, che hanno cessato involontariamente appunto la propria attività di lavoro, il proprio rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019, quindi l'anno scorso, e il 17 marzo del 2020. Riteniamo appunto opportuno informare proprio perché c'è questa possibilità, ecco, quindi è importante, sono richieste appunto che si possono fare. Sentiamo adesso l'altra telefonata, però Valentina una cosa che non mi ricordo, invece le partite IVA diciamo che hanno preso i 600 euro a marzo, i 600 ad aprile, potrebbero ambire diciamo fino a 1000 nel mese di maggio, se hanno avuto un calo maggio del 30% di fatturato, vero? Ricordo bene, rispetto a quale anno però? 33. Del 33% di calo di fatturato rispetto al 2019-2018. All'anno precedente. Quindi il 2019? Esatto. Ok, va bene, questo è importante. Esatto. Allora, sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Io volevo un'informazione. Siccome dovrei mettere una montacale e volevo sapere se c'è bisogno della invalidità per chiedere un contributo all'UNCLA. Sì, però forse ci siamo persi una parte iniziale. O avete capito voi? Sì. Come?
deve montare un montascale. Esatto. Volevo sapere se è possibile avere un contributo dall'US, però Sì. non abbiamo una invalidità. Ma è una casa privata, è un condominio, che cos'è? È una casa privata ed è fare 18 gradini, un piano, insomma. Allora, adesso vado a memoria, ma non ho molto chiaro se è previsto un collegamento con l'invalidità, perché Ma tutte noi le- non abbiamo fatto nessuna invalidità, ma stavo solo dicendo, che mio marito ha tutte le azioni, dovuto fare tutte le le azioni scale, per... e allora volevo sapere se Allora, c'era... signora, in termini generali, tutte le azioni che abbattono le barriere architettoniche hanno delle agevolazioni. In questo caso però io non me la sento di dare una domanda precisa. Se lascia il numero di telefono la faccio chiamare dai nostri del servizio fiscale. Sì, io l'ho Che già bene, lasciato il numero, vuole che glielo do un'altra... No, beh, signora, se vuole tenerlo, diciamo, per sé, l'importante è che lo abbiano in regia Antonio Esposito e Andrea Basso, credo me lo possono confermare, no? Hanno segnato il numero. Grazie, Va bene. Tony. Quindi sarò Se io... vuole glielo do ancora. No, però se no lo dici in onda ai tutti i telespettatori. No, basta. Va bene. Va bene, D'accordo. Lo mandano e noi rispondiamo a stretto giro. Esatto, adesso sarò io a passare il numero di telefono a Paolino Barbiero, signora, se lei va bene. Va bene? Sì, grazie. Grazie, buona giornata. Valentina e Paolino, altro che dovevamo aggiungere che forse vi avevo interrotto prima? Valentina? No, questo più che altro, ulteriori bonus che possono essere, che magari ci siamo scordati di dire, legati sempre alle mensilità di maggio e quindi introdotti dal decreto rilancio, fanno riferimento ai lavoratori intermittenti, quindi quei lavoratori a chiamata, i lavoratori autonomi privi di partita IVA, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, gli stagionali per settori diversi dal turismo o dal settore termale, e qui appunto sempre previa una domanda che viene inviata all'INPS, ci potrà essere la possibilità di ricevere questo bonus di 600 euro per le mensilità di marzo, aprile e maggio, quindi si va in arretrato fin dal mese appunto di marzo. E nient'altro, questo insomma più che altro era. Va bene, allora Paolino, ci sono molte partite aperte, no? Anche sul fronte dei pensionati, e poi sentiamo ancora un'altra telefonata. Quali battaglie? Noi quella più importante che stiamo facendo come pensionati, ma lo facciamo per tutta la CGIL e unitariamente con CISL-UIL, è il confronto con i comuni. Proprio in queste settimane ne abbiamo incontrati una ventina. Stiamo fissando gli appuntamenti ogni settimana proprio per discutere del welfare di emergenza, perché ci sono i bonus nazionali, ma ci sono anche bonus che vengono aggiunti dai comuni e molto spesso non sono conosciuti. Oltre a questo, i comuni stanno intervenendo per stornare delle spese rispetto a servizi non avuti. Per esempio, c'è chi ha fatto l'abbonamento annuale per andare a scuola, le scuole sono state sospese e hanno buttato via i soldi, quindi i comuni, non tutti ma quelli che hanno delle risorse di avanzo, hanno deciso di stornare quella quota, come eventualmente se avevano preso buoni pasto, facendo scegliere alla persona di avere lo storno della quota spesa e non fruita, oppure di usare quei buoni per l'anno prossimo. Sono tutte piccole misure che però messe assieme aiutano le situazioni di criticità ed evitano di far scivolare le famiglie sotto la soglia della povertà, che è la vera sfida che abbiamo nei prossimi mesi, perché a queste situazioni si aggiungono quelle che poi, finita la cassa integrazione, il lavoro lo perderanno o lo hanno già perso perché erano contratti a termine e quindi non è stato rinnovato, e per ora il mercato del lavoro, fatto salvo in alcune situazioni, è ancora molto fermo, non è recettivo. Quindi il lavoro che stiamo facendo qui i comuni va proprio in questa direzione: allargare la rete delle protezioni sociali a livello territoriale, intervenire sulle situazioni più fragili. Poi c'è tutta la partita che citava anche Zaia prima, e quindi il riassetto complessivo delle case di riposo, perché adesso sono state messe in protezione intervenendo in emergenza, però adesso bisogna strutturare l'attività in modo di essere pronti comunque nel caso ci fosse
un ritorno di fiamma del virus e non trovarsi nelle situazioni di rendicontare purtroppo i morti delle case di riposo. C'è la necessità di far partire i centri per i disabili, i centri diurni, ma anche i centri ricreativi stessi degli anziani, dove si trovavano a giocare alle carte a burraco, quindi dovranno inventarsi cose diverse, ma che però li facciano uscire dall'isolamento, perché noi abbiamo visto che alla fine chi ha continuato a interagire con la società che gli sta attorno ha retto meglio, chi si è isolato in casa è invecchiato di più. Quindi ci sono anche statistiche che dicono che 3 mesi chiusi in casa per anziani che poi hanno assimilato la paura che si portano anche adesso e non vogliono più uscire e rischiano di invecchiare più velocemente possibile, con tutte le conseguenze che poi questo determina. Quindi stiamo agendo molto anche per provare a mettere in rete in modo migliore i servizi sociali che fanno i comuni e l'ULSS. E abbiamo una grande occasione, perché si stanno ridiscutendo i piani di zona, cioè tutti quegli interventi che servono appunto per mantenere la coesione sociale. Pensiamo a tutte le famiglie dove entrambi i genitori lavorano e hanno sempre continuato a lavorare, magari si trovano a non avere più la sponda per il figlio disabile o non avere più la sponda dei servizi anziani per il nonno anziano e quindi non sanno più come barcamenarsi. In alcuni casi uno dei due deve rinunciare anche al lavoro. È la cosa che dobbiamo evitare. Ed è per questo che questo confronto lo vogliamo fare serrato nel mese di luglio, ma anche agosto, proprio per individuare nella revisione dei bilanci che fanno i comuni risorse che vadano a rafforzare questa rete di welfare. In più c'è un altro problema. Sta emergendo quella che noi chiamiamo economia osservata. Cioè qui si parla molto del lavoro autonomo, dei professionisti, delle imprese, che va benissimo e che bisogna dare delle risposte, che bisogna far ripartire l'economia, ma c'era anche una parte di attività marginale di pensionati al minimo e donne prevalentemente che non avevano contratti robusti, cioè riuscivano a mettere insieme 500-600 euro lavorando quelle 20-30 ore oppure avendo pensioni minime, però con qualche lavoretto arrotondavano e quindi magari si facevano tirar fuori quei 200-300 euro che gli consentono di sopravvivere un po' meglio, mettiamola così. Certo. Beh, con la chiusura totale tutto questo è saltato, ok? E quindi ci sono molte persone che anche per dignità non si rivolgono ai servizi sociali. Noi dobbiamo invece rendere evidente che c'è una rete di protezione che va stretta bene e che tutti quanti devono poter entrarci dentro e avere il diritto di avere i relativi sussidi, senza avere delle preoccupazioni, perché sono persone che hanno dato tanto a questo paese e se oggi hanno bisogno questo paese deve tornare a loro il sostegno necessario. Va bene, sentiamo telefonata da casa ancora. Pronto? Buongiorno. Pronto? Mi sente? Pronto? Telefonata da casa? Niente. È caduta? Forse l'abbiamo persa. Va bene. Allora, non so se abbiamo l'ultimo break pubblicitario, ragazzi, perché io non mi ricordo, ovviamente sì. Allora, Valentina e Paolino Barbiero, l'ultimo flash, cosa volete dire ancora in chiusura? Valentina? Sì, allora se possono aggiungere io una cosa collegandomi a quello che ha appena detto Paolino, ma ripescando anche un attimo le telefonate che abbiamo avuto oggi con soggetti magari all'interno dei nuclei familiari, portatori di disabilità piuttosto che titolari di invalidità civile, è quello appunto di rivolgersi alle nostre sedi per verificare un attimo la propria posizione, la propria storia personale e familiare, perché magari veramente c'è la possibilità di chiedere dei benefici ai quali magari la persona e i nuclei familiari nemmeno sapevano di aver diritto, e valutando un attimo la posizione, la storia della famiglia, la storia della persona disabile o dei genitori stessi, nel caso appunto in cui le disabilità siano riferite a figli maggiorenni piuttosto che minorenni, e veramente nasce insomma la possibilità di chiedere dei benefici economici da parte dell'INPS, da parte dei comuni, da parte insomma di una rete sociale un pochino più ampia che spesso magari
le persone ignorano per il semplice fatto che magari, anche come diceva Paolino, per una sorta di dignità, di ritegno non si va a chiedere, ecco, un po' come si dice abitualmente, no? Per cui insomma il consiglio che mi sento di dare è comunque di fare riferimento ai nostri uffici per verificare la propria posizione, ecco, per vedere se c'è la possibilità di chiedere un qualcosa in più. Ecco, va bene. Paolino Barbiero? Beh, per esempio, seguendo il ragionamento della Valentina, c'è il bonus babysitting e il bonus centri estivi, che non ne abbiamo parlato, che a parte che dovrebbe essere semplificato nella procedura, perché poi non è che tutti sono informatica 5.0 e quindi molti alla fine rinunciano perché non sono in grado di interagire col sito dell'INPS, ma al netto di questo ci possono essere anche i nonni che fanno assistenza ai figli, ai nipoti fino a 12 anni di 2 persone che lavorano, che possono aprire attraverso il libretto lavoro il percorso per avere il bonus di 600 o 1200 euro. E anche qua abbiamo visto che tante persone non lo sanno. Noi quello che possiamo fare è dare l'informazione, orientarli su come devono muoversi anche dentro il sistema informatico dell'INPS per fare le pratiche, ma sono tutte opportunità che molto spesso non vengono usate. Abbiamo visto anche sul REM stesso, noi ci siamo messi a fare le telefonate e abbiamo visto che prendendo tutti quelli che hanno l'ISEE fino a 15.000 euro, una parte non hanno avuto contrazioni sul loro lavoro, ma una parte sì. E quindi queste persone, se nessuno li chiamava, non si sarebbero posti l'obiettivo di provare a vedere se prendevano qualcosa tra i 400 e gli 800 euro. Anche perché delle volte uno dice io non mi intrigo perché devo fare le pratiche. Certo. Rispetto anche alla discussione che sentivo all'inizio di Salvini, credo che il problema è proprio questo oggi, provare a ragionare, a fare una semplificazione, un testo unico che metta insieme tutta questa griglia di protezioni che è stata fatta e fare in modo che invece di sparare contro a prescindere su ogni intervento che è stato fatto, lo si renda noto e si allarghi la platea degli aventi diritto. Poi, se nella discussione si trovano le condizioni per migliorare, noi siamo contenti. Va bene. Insomma, se si alle persone che ne hanno bisogno, non è che ci strappiamo i capelli. Va bene. Paolino, le ho mandato il contatto della signora Maria Teresa per il Montescale, mi raccomando. Ecco, va bene. Ho già tirato io del fiscale, vai tranquillo. Perfetto, grazie davvero Paolino Barbiero, segretario SPCGL Pensionati Treviso, Valentina Durante del Patronato Inca, grazie per aver aiutato i nostri telespettatori. Buona giornata. Grazie. Allora, pochi istanti e torniamo in diretta all'ultima parte con Luca De Carlo, che è coordinatore, onorevole coordinatore di Fratelli d'Italia in Regione Veneto. È molto interessante, dopo quello che ha detto anche Luca Zaia, le alleanze, si va insieme, l'autonomia, insomma, a tra poco. Allora, 14:25, quasi 26, saluto e ringrazio l'onorevole Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, ma soprattutto anche coordinatore di Fratelli d'Italia in Regione Veneto. Grazie sindaco per il poco preavviso, per aver accettato, anche perché la vedo in auto. Sì, no, infatti non sono in un posto comodissimo, però volentieri. Ecco, perché si sta spostando, no? Quindi è una giornata particolare per voi. Sì, noi oggi, infatti parlare di politica oggi ci risulta un po' difficile, visto che stiamo andando a salutare per l'ultima volta il senatore Bertacco che ci ha lasciato domenica, quindi insomma siamo in una condizione umana un po' difficile. Senta, allora intanto va il nostro abbraccio ovviamente alla famiglia e a voi tutti. Allora, scendiamo e parliamo di politica adesso. Dunque, cosa succede? Oggi Zaia, sappiamo il ciliegie, l'autonomia, tutto quello che è successo nelle ultime ore, le sue dichiarazioni di oggi. Zaia cosa ha detto oggi? Che c'è un documento, che non è che se qualcuno sventola le bandiere si sente più italiano degli altri, perché l'autonomia è nella Costituzione. E questo documento sarà difficilmente non sottoscrivibile da tutti. È un documento che credo sia poi foriero della campagna elettorale, della partenza della campagna elettorale, quindi da sottoscrivere da parte degli alleati e che avrebbe evidentemente anche l'autonomia che è nella Costituzione come primo punto. Insomma, immaginiamo così, non ha dato dettagli, Zaia. Cosa dice?
Ma io dico che noi ci siamo schierati convintamente a favore del referendum sull'autonomia, noi intendo come Fratelli d'Italia. Ricordo a tutti che il mio comune è stato uno nei quali la percentuale di affluenza al voto è stata addirittura tra le più alte, e quindi non c'è motivo per cui la pregiudiziale dell'autonomia possa mettere in discussione quella che secondo me è un'alleanza naturale, cioè quella di un'alleanza di centrodestra che dal 2018 ad oggi ci ha consentito di vincere in tutte le regioni, eccezione fatta per l'Emilia Romagna, dove oggettivamente il contesto era un po' più difficile. Io credo che queste elezioni poi siano uno step importante anche per una visione nazionale, quindi per far riportare il centrodestra a vincere anche a Roma, perché ovviamente senza la capacità di incidere a Roma difficilmente si porta a casa l'autonomia anche da parte dei veneti. Capisco Zaia e la sua, diciamo così, forza in questo momento, che però è anche dettato da tanto lavoro di Fratelli d'Italia. Sono 5 i consiglieri regionali e un assessore che bene hanno lavorato, quindi io direi a Zaia, che è un politico accorto e che sa benissimo che non ha un respiro solamente regionale ma ha anche una prospettiva nazionale, che rompere il centrodestra, a mio modo di vedere, è un errore perché è una formula vincente di cui tutti i cittadini oggi chiedono la conferma, perché è vero che magari in Veneto ci può essere questa tentazione, ma è altrettanto vero che non esiste cittadino italiano o veneto che non voglia rivedere il centrodestra al governo, almeno quelli di centrodestra. Senta, De Carlo, onorevole, quando ho letto questa sua dichiarazione, non siamo nuovi alla politica, no? Quindi quando lei dice che Zaia ha un respiro anche nazionale, è chiaro che lo spillo lo mette là nella Lega, cioè come dire Zaia rispetto a Salvini. Sbaglio? No, guardi, io se dovessi scegliere tra Zaia e Salvini sceglierei Zaia, ma probabilmente per un orientamento così di caratteriale. A me piace il governatore, non ne ho mai fatto un mistero, credo anche che abbia governato bene, credo che possa essere utile non solo al Veneto, ma possa essere anche utile in chiave nazionale per esportare quel modello veneto che ha funzionato, e che ha funzionato grazie a un'alleanza anche con Fratelli d'Italia che ha funzionato. Per cui perché dovremmo rompere una cosa che funziona quando sappiamo benissimo che Zaia potrebbe essere utilissimo anche in un futuro a Roma? Io credo che allenandoci bene, soprattutto continuando a governare assieme, che è lo stesso sistema. Guardi, il segnale è chiarissimo. Senta, onorevole, è chiarissimo. E se è la Lega a rompere, definiamola così, cioè va da sola? Non credo che la Lega abbia necessità di rompere. Io capisco la loro campagna elettorale con i propri cavalli di battaglia, ma l'autonomia non sarà un tema su cui rompere, e non credo neanche che siano così poco accorti da capire dinamiche molto più grandi. Credo che sono tante le regioni che vanno al voto, si deve trovare giustamente una quadra che fa parte della politica e poi si corre insieme. Se vinca oggi in Veneto, si vinca in tutte le regioni, perché possiamo fare anche 5-1, pensando di magari non farcela in Toscana per essere più realisti del re, però io credo che poi si debba andare a votare quanto prima possibile. Però Marcato dice che voi siete centralisti e statalisti, eh? Marcato picchiaduro. Marcato è un bulldog, lui picchia sempre duro, dall'altra parte non trova certo un ventre molle, quindi ci confronteremo anche con Marcato, ma non abbiamo il massimo rispetto di Marcato, che tra l'altro ha lavorato bene, ma non abbiamo paura di Marcato. Va bene, chiarissimo, grazie davvero all'onorevole Luca Recarlo, grazie Sindaco, buona giornata, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ci rivediamo alle 17:30 ancora con la nostra straordinaria, buona giornata.